bentrovati. Possiamo ripartire e lascio la conduzione a Flavio Menardi, ringraziandolo per essere qui. Flavio è un componente del comitato scientifico come Danilo Profumo, che ci ha guidato questa mattina, del comitato scientifico del Centro Paganini, quindi mi fa piacere che ci sia anche lui qui con noi. Ti lascio, Grazie. se alla fine avremo tempo per eventuali riflessioni e domande da parte del pubblico, naturalmente lo faremo. Daremo un'occhiata all'orologio sulla base poi del tempo a disposizione. Sì. Grazie e benvenuti a questa seconda sessione di questa bella giornata interessante che è al Centro Paganini, ma visto sempre, come avrete già notato, da angolazioni diverse, da prospettive diverse, da tematiche diverse. E cominciamo questa sessione con una prospettiva ancora diversa, perché in questo caso siamo nel campo della didattica e va forse ricordato che il centro studi appunto si intitola Centro Paganini Ricerca e Didattica. Cioè la didattica per il centro è una cosa molto importante che si orienta dalle scuole primarie a quelle secondarie con sempre un focus particolare su Paganini. Irene Scognamiglio si è laureata in Scienze della Formazione Primaria recentissimamente con del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova, con una tesi dal titolo Il potere del liutaio, un viaggio alla scoperta del violino. Io me la sono guardata, non so se ho fatto bene, penso che sia molto inerente al tema della tua relazione e ho trovato molto originale il punto di partenza di questa tesi, che è quello di un'analisi critica relativa all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola italiana, con un riferimento particolare alla storia della musica, ma in questo senso, in senso negativo, perché sembra che la storia della musica sia una grande assente, no? In qualche modo, dai programmi di studio di una certa fascia di scuole. E quindi Irene Scognamiglio ha elaborato una proposta di come portare la storia della musica nella scuola primaria. Questo già mi sembra una cosa parecchio innovativa, parecchio interessante, attraverso il sistema della narrazione. Cito dalla tesi. No, mi sembra la frase significativa. Preso atto della scomparsa della storia della musica dall'educazione musicale che tende ad essere proposta nelle scuole primarie italiane, la sfida che mi sono posta è stata quella di pensare una proposta educativa dedicata a questo grado di scuola che, a differenza delle comuni pratiche scolastiche, veda la storia della musica non solo inclusa nella didattica, ma la elevi a protagonista di tale percorso. E per far questo ha scelto il violino. Quindi direi una cosa molto interessante che poi ci riporterà al focus di questa giornata di studi. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio per la presentazione e permettetemi anche di ringraziare il professor Iovino per avermi invitata qui, perché per me è davvero un onore essere qui oggi. Dunque, con questo breve intervento il mio intento è quello di portare l'attenzione sul tema della musica e in particolare della storia della musica, come è stato detto, all'interno della letteratura per l'infanzia, illustrando anche a titolo appunto esemplificativo quello che è stato il risultato finale della mia tesi di laurea. Se per il... questo qua. Sì? Ok, perfetto, grazie. Se per il mondo dell'editoria musicale, intesa come settore dell'editoria tradizionale che si occupa di musica, il fatto di volgere il proprio sguardo all'infanzia si presenta come un'interessante possibilità,
Dal punto di vista invece educativo e didattico, essa diventa una vera e propria necessità. E come si avrà modo di approfondire tra poco, attraverso la narrazione è possibile far fronte a questa necessità facendo sì che i bambini, e con bambini in questo caso facciamo riferimento agli appartenenti alla fascia di età corrispondente alla scuola primaria e anche dell'infanzia. Dunque, facendo sì che i bambini si approccino positivamente alla storia della musica e in particolare ai grandi compositori che ne sono i protagonisti. Nonostante questo passaggio tenda ad essere un po' sottovalutato, è invece fondamentale se si vuole stimolare fin da subito una fruizione musicale che sia realmente consapevole. Da dove nasce questa esigenza? Prima di addentrarci nel vivo della proposta vorrei appunto approfondire un attimo come mai nella slide precedente si è parlato di una necessità. Innanzitutto nasce dalla constatazione del fatto che tra le proposte educative di educazione musicale rivolte all'infanzia, la storia della musica tenda ad essere un po' sottovalutata, comunque a trovare poco spazio, fatica a trovare spazio. Sono diversi, tra l'altro, gli esperti del settore che hanno dedicato attenzione a questa questione e tra questi spicca per esempio la voce di Lorenzo Bianconi, importante musicologo, che ha analizzato la questione definendo la storia della musica desaparecida dalle proposte di educazione musicale. E basta infatti una semplice osservazione delle esperienze scolastiche per avere conferma di questo fenomeno. E infatti si noterà chiaramente che l'educazione musicale alla primaria si basa su approcci incentrati quasi esclusivamente sulla pratica musicale e in questo tipo di approcci l'attenzione viene focalizzata molto sul qui ed ora e la musica viene in qualche modo un po' decontestualizzata e quasi come se potesse esistere al di fuori del tempo. In questo modo però si perde di vista il fatto molto importante che ogni brano che ascoltiamo e proponiamo ai bambini in un contesto educativo, a maggior ragione, è prima di tutto espressione del contesto comunque storico e culturale che l'ha generata. Ed è proprio per questo motivo che penso che un percorso di educazione musicale completo ed efficace non possa prescindere dalla dimensione storica. Dunque anche la conoscenza storica e culturale della materia va inclusa nella formazione musicale dell'individuo già a partire dall'infanzia. Solo così si potranno proporre percorsi di educazione musicale davvero completi ed efficaci nel raggiungimento dell'obiettivo finale che dovrebbe essere quello di una fruizione consapevole della musica. Per fare ciò, il primo passo è quello di prendere le distanze da eventuali preconcetti del tipo che la storia della musica possa essere in qualche modo inadatta ai bambini perché magari troppo complessa o addirittura considerata noiosa. Piuttosto è importante adoperarsi per trovare la corretta strategia comunicativa che la renda anche per loro accessibile ed accattivante in qualche modo. A proposito di strategie comunicative, la narrazione presenta alcune potenzialità e caratteristiche che la rendono particolarmente adatta a questo scopo. Innanzitutto, a differenza di altre tipologie di testo che vengono comunemente utilizzate per la divulgazione di informazioni, la narrazione si contraddistingue per la sua straordinaria capacità di creare un completo coinvolgimento nel lettore, non soltanto dal punto di vista cognitivo, ma anche proprio emozionale, emotivo e relazionale. E coinvolgimento che si traduce per esempio nella lunga memoria che ognuno di noi ha delle storie che ha sentito leggere o raccontare da bambino. Inoltre, l'utilizzo della narrazione per veicolare conoscenze storiche e artistiche permette di fare leva sull'innata connessione che esisterebbe tra l'infanzia, l'arte e la narrazione. Questo concetto è stato approfondito e studiato da Leonardo Acone, che è un esperto di letteratura per l'infanzia. Secondo tale prospettiva, quindi, un approccio alla storia della musica basato sul medium del racconto sarebbe capace di cogliere le naturali propensioni dei bambini e grazie anche a un'altra importante capacità della narrazione, che è quella di connettere presente, passato e futuro, di farlo in modo da non trascurare la dimensione storica che caratterizza comunque la musica come tutte le arti.
A questo punto, trovato un possibile strumento di comunicazione, si pone la questione della selezione dei contenuti. Quali contenuti proporre ai bambini? Le nozioni storico-musicali che vogliamo proporre ovviamente non possono essere proposte in modo sommario, ma vanno scrupolosamente selezionate ed adattate alle capacità di comprensione dei bambini. Questo è molto importante perché sono indispensabili per comprendere alcuni concetti, determinate preconoscenze, senza le quali sarebbe impossibile o molto difficile la comprensione. Sicuramente quindi gli argomenti vanno inoltre anche ben focalizzati e delimitati per non rischiare di proporre, di sovraccaricare la memoria dei bambini, che porterebbe dunque inevitabilmente a difficoltà di comprensione. Una strategia per provare a selezionare appunto gli argomenti da proporre potrebbe essere quella di prendere come riferimento e percorrere la storia, per esempio, di un musicista, oppure anche di uno strumento musicale o, perché no, di un luogo significativo per la musica. Volendo puntare su un personaggio, sicuramente Niccolò Paganini può essere per svariati motivi un musicista particolarmente adatto da proporre ai bambini. Innanzitutto la vastissima gamma di opere da lui realizzate offre uno sguardo ampio su importanti generi musicali e la loro evoluzione. E inoltre, al contempo, l'insieme delle sue composizioni offre anche la possibilità di effettuare un interessante focus sul violino nello specifico e le innumerevoli possibilità espressive che esso può vantare. Inoltre, un'altra potenzialità narrativa di Paganini è proprio il velo di mistero che ha in qualche modo avvolto la sua vita e che lui stesso ha anche sfruttato a proprio favore per rendere ancora più affascinante il proprio personaggio. La magia ed il mistero, infatti, sono altri ingredienti davvero fondamentali da inserire all'interno di una narrazione dedicata all'infanzia, se si vuol far sì che la storia proposta sia in qualche modo il più possibile coinvolgente per i piccoli lettori. Per fornire un esempio concreto di come un'idea di questo genere potrebbe prendere forma, illustrerò brevemente la proposta narrativa che rappresenta il prodotto finale della mia tesi di laurea. Mi sono tra l'altro permessa di allegarla alla relazione scritta per dare la possibilità a chi fosse interessato di poterla leggere. Vorrei fare una premessa. L'obiettivo alla base della proposta era quello di inserire la storia della musica all'interno di un percorso di tipo didattico e elevandola anche a protagonista. Tuttavia, ritengo che la narrazione, che ne è il risultato finale, possa essere anche tranquillamente proposta ed efficacemente in un contesto extrascolastico, avendo l'accortezza magari di inserirla all'interno di un momento di lettura guidata. Ehm, Dunque, in questo caso si è scelto di spaziare all'interno della storia della musica, prendendo come riferimento uno strumento musicale dal passato particolarmente ricco ed interessante, tanto da essere anche definito il re degli strumenti, ed è il violino. La cornice narrativa in cui è inserita questa proposta è calibrata sulla base del target di riferimento, che nello specifico è quello dei bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni. Focalizzare il target di riferimento è un passaggio molto importante per assicurarsi che i contenuti proposti siano comprensibili per la fascia di età. E dunque, dicevo, la cornice narrativa prevede un viaggio all'indietro nel tempo attraverso le epoche che hanno visto evolversi e diffondersi il violino. All'interno del racconto, infatti, come prima cosa il bambino che legge, il piccolo lettore, viene immediatamente catapultato, nel 1743 all'interno del laboratorio di liuteria del liutaio Guarneri del Gesù, che rappresenta il narratore di questa storia. La scelta del liutaio come narratore non è stata casuale, è stata fatta per differenti motivi. Innanzitutto il fatto che il liutaio è probabilmente una figura che ai bambini di quella fascia di età è sconosciuta, quindi può essere interessante da approfondire con loro.
Inoltre è una figura che si è pensato possa essere ragionevolmente considerata depositaria di tutto il sapere relativo al violino che comunque si vuole trasmettere attraverso questa narrazione, e nello specifico poi Guarnieri del Gesù, perché essendo appunto il costruttore del cannone del violino di Paganini, si presta a fare interessanti collegamenti. Dunque, in questo modo il bambino viene trasportato alla scoperta innanzitutto del laboratorio di liuteria, poi della struttura del violino, della storia evolutiva dello strumento, della tecnica violinistica, e ad un certo punto, all'interno nell'ambito di un incontro misterioso, il bambino conosce Paganini. Conosce Paganini e da questo momento sarà lui a condurre il lettore alla scoperta del repertorio dedicato allo strumento. Poi si conclude con una breve esplorazione della famiglia degli archi, dunque gli altri strumenti ad arco. L'intento di una proposta di questo tipo è quello di presentare le informazioni più rilevanti e comprensibili al target di riferimento, in maniera che sia sufficientemente accattivante da catturare l'attenzione e l'interesse dei piccoli lettori. Nel fare ciò non vi è di certo la pretesa di fornire un quadro esaustivo e completo, ma sicuramente vi è quella di essere quanto più possibile precisi e sicuramente non superficiali. Infatti, proprio per questo motivo, alla proposta è stata allegata un'appendice teorica che è il risultato di una fase iniziale di ricerca rigorosa sullo strumento, in cui tutti gli argomenti proposti nella narrazione in maniera adatta ai bambini sono qui spiegati in maniera più approfondita con il corretto linguaggio anche tecnico e scientifico. In questo modo gli adulti che svolgeranno la funzione di guida nella fase di lettura hanno la possibilità di avere a disposizione una conoscenza adeguata della materia utile per condurre, come vedremo, le attività e fornire spiegazioni aggiuntive qualora necessarie. Sempre a proposito della comprensione, sono state adottate poi diverse strategie di supporto alla comprensione dedicate proprio nello specifico direttamente ai bambini. E soprattutto nel primo capitolo relativo alla struttura del violino sono state inserite numerose illustrazioni che, come si può vedere nei due estratti che ho inserito nella slide, accompagnano proprio il testo scritto, dando la possibilità al piccolo lettore di osservare di pari passo quello che sta leggendo. Probabilmente si tratterà infatti di elementi che saranno a lui sconosciuti. Inoltre, per favorire la comprensione di alcuni concetti legati principalmente alla teoria musicale, che possono essere più ostici da comprendere, sono state inserite alcune proposte didattiche. Si tratta principalmente di attività laboratoriali e di ascolto guidato, che sono state pensate per dare ai bambini la possibilità di sperimentare concretamente i fenomeni sonori. Sebbene non si sia trattato di una reale sperimentazione, ci si è comunque preoccupati di raccogliere i punti di vista dei diretti interessati, proponendo la narrazione ad alcuni piccoli lettori che hanno aderito su base volontaria, e tale passaggio è stato molto importante perché grazie ai feedback comunque positivi ottenuti è stato possibile fugare alcuni dubbi relativi proprio all'adeguatezza del linguaggio e ai contenuti proposti e dunque alle conseguenti possibilità di comprensione dei contenuti. Riassumendo, quindi, il prodotto finale è dunque questa narrazione avvolta in un velo di magia che, facendo leva sulla fantasia del lettore, lo conduce in un viaggio nel tempo immerso nella storia della musica e che prende il titolo, come si può leggere, Il potere del liutaio, un viaggio alla scoperta del violino. Dunque io spero di essere riuscita a dare dimostrazione, una piccola dimostrazione del fatto che parlare di storia della musica con i bambini è possibile, e soprattutto che con un pizzico di fantasia lo si possa anche fare in maniera che risulti per loro quanto più possibile interessante e coinvolgente. E viste anche le innumerevoli possibilità offerte dalla letteratura per l'infanzia, il mio auspicio è quello che la storia della musica possa trovare in quest'ambito lo spazio che merita, al fine di offrire ai bambini davvero l'imperdibile occasione di affacciarsi in maniera consapevole su questo affascinante mondo ed apprezzarne tutte le sfaccettature. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito.
Ringraziamo Irene per questa bellissima relazione che apre una serie di prospettive di lavoro importanti, perché come lei ha fatto con questa, con l'abbozzo di questo primo racconto, è sicuramente possibile immaginarne altri, tutta una serie di racconti che prendono spunto dalla storia della musica, che è una materia, una disciplina pressoché illimitata, e questo potrebbe essere un contributo veramente importante per far crescere generazioni di persone consapevoli di questa storia, di quest'arte, e che potranno trasformarsi in futuro in musicisti, in ascoltatori, in appassionati di musica con una certa consapevolezza, ecco, non casualmente. Spero che magari in uno dei nei prossimi seminari, giornate di studio, Irene possa raccontarci di questa esperienza, se riuscirà a metterla in pratica, quali saranno, diciamo, i risultati di una sperimentazione di questo tipo, che si profila sicuramente molto molto interessante. E invito a questo punto qui Matteo Mainardi per la successiva relazione. Anche qui una prospettiva di nuovo Paganini al centro, ma con una prospettiva di studio e di ricerca molto particolare. Intanto lo presento brevemente: diplomato in clarinetto, laureato in lettere moderne con Francesco De Grada e con laurea in magistrale in musicologia con Fertonani all'Università Statale di Milano, titolare della cattedra di storia della musica presso il civico liceo musicale Malipiero di Varese, animatore di rassegne concertistiche, grande attività divulgativa, pubblicazioni per tutta una serie di editori importanti dal punto di vista dell'editoria musicale, con dei focus di attenzione particolari sulla sua città, Varese, e anche con attenzione ai ragazzi, perché vedo che hai pubblicato un libro che si intitola Una storia di musica, Johann Sebastian Bach, il Signore del caffè, quindi anche qui ritorna in qualche modo il tema didattico. La relazione che ci presenterà è intitolata sul tema di Paganini, presenze e scomparse paganiniane nei cataloghi ottocenteschi di Casa Ricordi. Ora, non siamo abituati forse a considerare che oltre le monografie, le biografie, gli studi critici, eccetera, ci sono altre fonti molto importanti per la ricerca musicologica. Una è quella dei cataloghi musicali che possono essere di edizioni di musiche, di edizioni di libri che hanno per oggetto la musica, e venendo più avanti anche cataloghi di documenti sonori. Insomma, i cataloghi sono dei registri in cui gli editori compilano la loro produzione, elencano la loro produzione, e spesso diventano fondamentali per ricostruire la storia della produzione musicale. Parlando di ricordi, stiamo parlando di un catalogo fondamentale per la musica, e la relazione si propone di indagare proprio attraverso questi cataloghi il ruolo delle musiche di Paganini, ma anche delle musiche di autori che si sono ispirati a Paganini, e come testimoniano appunto questi cataloghi, come la visione, c'è una percezione indiretta della visione di Paganini attraverso l'esame approfondito dei cataloghi, in questo caso del catalogo Ricordi. Grazie. Grazie a voi. Allora, effettivamente il mio contributo verte su due tipi particolari di libri, appunto il catalogo editoriale e i libri di musica. E l'attenzione sarà rivolta al gran catalogo delle edizioni Ricordi EC, edito dalla... non è questo il primo... si parte... diceva appunto pubblicato da Ricordi, redatto da Ricordi tra il 1893 e il 1897, che
che appunto rappresenta una sorta di sintesi di quello che della storia editoriale dei ricordi, registrando, ma vedremo anche cancellando tutte le musiche. Posso prenderlo direttamente in mano, che scusate, lo trovo molto più comodo. Anche tutte le musiche che sono sparite da questo catalogo. E dobbiamo anche considerare che non è soltanto la fotografia di quello che Ricordi ha pubblicato, perché testimonia anche le acquisizioni di altri editori che appunto da Ricordi vennero acquisiti. Il catalogo si presenta come un vero e proprio database cartaceo, suddiviso in directory, che sono i suoi 3 grossi volumi, articolati in cartelle, che sono le 15 parti in cui il catalogo è diviso, a loro volta ulteriormente suddivise in sottocartelle, strumenti musicali, insiemi cameristici, opere teoriche e quant'altro. I singoli file invece sono le opere edite, con l'indicazione del cognome dell'autore e del titolo, registrate con un codice numerico che è il catalogo numero di catalogo che li identifica in modo univoco. L'ultima delle cartelle elenca il nome degli autori linkandoli a questo numero di catalogo. Simili link sono presenti all'interno di ogni parte del catalogo in quella che noi possiamo considerare una sorta di ipertesto. La consultazione poi dei volumi avviene con un mouse digitale stricto sensu, il dito indice della mano destra di chi lo sta consultando. Questo catalogo rappresentava quindi uno strumento importantissimo di lavoro per ogni negoziante di musica, in quanto la consultazione era rapida e permetteva una pronta risposta alla richiesta del cliente, o con la sua soddisfazione, oppure con l'invio di una mail evidentemente cartacea per poter provvedere in un secondo momento. Ma oltre a essere uno strumento di lavoro, questo catalogo oggi rappresenta qualcosa di diverso. Come si diceva appunto, è una fotografia del gusto musicale di fine Ottocento e la lettura ci permette di inquadrare meglio una serie di scelte che vennero fatte in merito alla musica di Niccolò Paganini, aiutandoci a comprendere le motivazioni che hanno portato a una particolare, e io dico sfortunata, lettura del musicista genovese. Allora, nel catalogo possiamo, come appunto è stato anticipato, trovare 3 gruppi di opere di Paganini o a lui legate. Le prime composizioni pubblicate sotto il suo diretto controllo, le sue musiche edite però postume e appunto le opere di altri autori ispirate ad alcuni, ma in realtà pochi, temi originali del compositore. Ormai è risaputo che Niccolò Paganini autorizzò la pubblicazione di alcune sue opere solo da parte di Giovanni Ricordi, che furono i Capricci, 2 raccolte di sonate per violino e chitarra e 2 raccolte di quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra. Lavori tutti pubblicati nel 1820 da Ricordi. Leggendo il catalogo, spostandoci in avanti con il cursore digitale, notiamo come ci troviamo di fronte alle prime sparizioni. Le prime 2 vittime eccellenti sono le raccolte di quartetti, che non appaiono più. Il loro file nel gran catalogo è stato semplicemente cancellato. Probabilmente non ce n'era più traccia in una memoria remota, in sostanza non c'erano più copie magazzino e le lastre editoriali vennero fuse, come in effetti i libroni di Casa Ricordi ci confermano. Qual è il motivo di questa sparizione? Probabilmente risiede nel fatto che questa formazione non andava precisamente incontro all'idea di museo e camera prevalente a fine Ottocento, come d'altronde la nascita di molte società che si riferivano a un ben altro quartetto ci confermano. Abbiamo poi un'altra scomparsa, ma è una scomparsa di natura diversa e di significato differente. Stiamo parlando dei Capricci. Si tratta in realtà di una scomparsa apparente, o se vogliamo proseguire con la metafora iniziale, della sovrascrittura di un file più recente su uno omonimo precedente. I Capricci vennero infatti pubblicati nel 1874-75 e qui ha ragione lei, era quella la prima slide. Ok, chiedo scusa, aveva ragione lei e io... No. Ecco, mea culpa, mea maxima culpa. I 24 capricci, appunto, pubblicati nel 1874-75 dedicati agli artisti, ma con la precisazione che si trattava di una nuova edizione riveduta e diteggiata, scusatemi, da Guido Papini.
L'esplicito riferimento alla diteggiatura da parte del celebre violinista fiorentino, prossima star a livello europeo, ci fa capire come questi brani iniziarono ad essere considerati anche da un punto di vista didattico, di altissima didattica ovviamente, oltre che come opere d'arte. Poi il loro inserimento nel programma di diploma vecchio ordinamento fondamentalmente ne è una riprova. Ma se abbiamo anche un'ulteriore conferma di questa evoluzione, la seconda edizione dei Capricci non è la prima pubblicazione paganiniana che assume una valenza di carattere didattico. Nel 1834, ricordi, pubblica l'arte di suonare il violino di Niccolò Paganini, che è la traduzione italiana del celebre metodo di Carl Gur. La lettura della prefazione ci illumina su alcuni significativi aspetti. In primo luogo il desiderio dell'autore di sfatare alcune fake news sul compositore genovese, compito che, ahimè, però possiamo considerare fallito. Ma anche sottolineare la sconvolgente novità del suo stile esecutivo. Egli è aperto a un nuovo cammino sul proprio e suggerire una sua natura luciferina, diabolico potere che egli spiega sul suo strumento. La volontà di Gur di svelare il segreto dell'arte di Paganini, in questo caso, però attira maggiormente la mia attenzione, perché lo fa per condiscendere alla premura di molti amatori, desiderosi di acquisire un nuovo bagaglio tecnico. La finalità didattica, secondo me, è evidente, sottolineata dal fatto che Gur consideri il suo lavoro un appendice agli altri metodi. Viene ad essere sottolineata in questo modo la tecnica violinistica di Paganini, che inizia a diventare sempre più centrale. La musica di Paganini diventa importante per insegnare ai violinisti la sua tecnica, come ci viene appunto confermata dalla seconda edizione dei Capricci. Il Paganini a uso didattico inizia a prevalere sul Paganini compositore. Prima di addentrarci nell'analisi del secondo gruppo delle opere di Paganini, mi preme rivolgere l'attenzione a quelle poche pubblicazioni che si trovano in una sorta di terra di mezzo, compresa tra i primi due gruppi. Si tratta di 4 titoli, di cui 2 non sono opere originali di Paganini, ma libere interpretazioni. Les Trois Airs variés pour les violons di Gustavo Carulli per violino e pianoforte del 1828 e le anonime variazioni di bravura sopra un tema originale per violino e pianoforte oppure chitarra del 1829. 2 fatti sono rilevanti. Il primo è che si tratta di opere dubbie o falsamente attribuite, quindi testimoniano l'inizio di un processo di mistificazione. Il secondo è che si sottolinei come le variazioni siano di bravura. Accanto al Paganini compositore e al Paganini autodidattico inizia a emergere un Paganini virtuosistico. Le altre 2 composizioni sono originali. Si tratta della sonata a violino solo Moretti Sorrento 6 e del capriccio a violino solo nel Corpi non mi sento Moretti Sorrento 44. La sonata appare per la prima volta in catalogo nel 1829, ma in realtà Ricordi distribuisce un'edizione di Schönenberger impreziosita da un ritratto del compositore. E qui ritorniamo al mio errore iniziale. Quindi non è una scelta editoriale di Ricordi, semplicemente ha preso il lavoro di Schönenberger e lo ha distribuito, inserendolo nel catalogo. In questo è una prassi abbastanza usuale di Paganini. La sonata verrà quindi ripubblicata nel 1834, ma in appendice al metodo di Gur prima ricordato, insieme al capriccio Moretti Sorrenti 44 di cui parlavo prima. Questi turbrani, che verranno trascritti a memoria da Gur, nelle loro prime intenzioni dovevano essere un'appendice esemplificative dello stile violinistico paganiniano, ma Ricordi non si fa sfuggire l'occasione e stacca dal metodo 2 composizioni, vendendole anche autonomamente. Al metodo assegna il numero di catalogo 7299, al fascicolo coi 2 brani un curioso 7299 e mezzo. Paganini vende, inizia ad essere un brand. Passiamo adesso a descrivere il secondo gruppo delle opere di Paganini edite da Ricordi, le opere postume, che vennero edite tra il 50 e il 51 in occasione del primo decennale della morte di Paganini. Sono i primi 2 concerti e 7 variazioni. Non si trattava, però, scusatemi, ho fatto un po' di confusione. Ecco, scusatemi, sto facendo confusione con fogli, di un'iniziativa esclusiva di Ricordi. Vennero infatti pubblicate contemporaneamente anche a Magonza a Londra da Schott e a Parigi da Schönenberger.
come appare evidente nel frontespizio comune curato dall'editore milanese. Questo frontespizio presenta una ricca cornice riproducente un arco retto da 2 colonne vuote, sulle quali corre una vite e un roseto che si intrecciano. Il tutto arricchito da pesanti elementi architettonici floreali, drappi e 2 putti che suonano un violino e una piccola tromba. Al centro di questi elementi decorativi abbiamo il titolo della raccolta, con il nome di Paganini nascosto dal rosetto prima ricordato, probabilmente per mettere in maggiore evidenza il nome del dedicatario, il conte Giuseppe Archinto, di cui invece si ricordano i vari titoli. Questo frontespizio, a mio parere abbastanza pacchiano, si discosta notevolmente dai frontespizi dei singoli fascicoli, che presentano dei tratti molto differenti da quelli appena descritti. L'elemento floreale e architettonico scompare, e io dico per fortuna, e si ritorna a uno stile più tradizionale, asciutto e lineare, mosso solo da una decorazione sottile di volute che incorniciano le singole le parole del frontespizio. La mancanza per alcuni dei fascicoli sopravvissuti del frontespizio generale e per altri la sua sostituzione con uno più asciutto la dice lunga su quanto fossero apprezzati. Alle opere postume vengono assegnati i numeri d'opera da 6 a 14 in continuità con le opere del 1820. I singoli frontespizi di questi fascicoli sono una fonte di informazione importante. Una prima considerazione riguarda il primo concerto. Nel frontespizio si dice esplicitamente che la sua tonalità è Mi bemolle maggiore. La parte del violino è quindi scritta in Re e viene riportata all'indicazione dell'iperaccordatura, mentre la parte del pianoforte è correttamente scritta in Mi bemolle. Nel 1851 quindi si aveva un'esatta conoscenza della tonalità autentica di questo concerto. Il fraintendimento su questo argomento deve quindi essere fatto risalire a un periodo successivo. Nel frontespizio del secondo concerto appare il sottotitolo La campanella e per quanto riguarda le variazioni, Moretti Sorrento 59 si consolida dalla dicitura Il Carnevale di Venezia. Si affermano i nomi con cui queste composizioni diverranno note, anche se sarebbe più corretto dire che con questi nomi, cui aggiungerei le streghe, diventano celebri i temi principali di queste composizioni. Il caso del quarto fascicolo della raccolta delle opere postuma presenta un fatto curioso. Il suo titolo è God Save the Queen e non King, come nell'originale. Questa discrepanza è presto spiegata. Quando nel 1829 Paganini compose questo brano, rugnava Guglielmo IV, King appunto. Quando Ricordi pubblicò questo fascicolo, regnava Vittoria, Queen. Il cambiamento del titolo era politically correct. Tutte le opere postume, con la sola eccezione delle variazioni sul Baruch Abba, sono pubblicate nella versione per violino e pianoforte. Si tratta della soluzione più ovvia per opere originariamente scritte per orchestra, ma è importante notare come si è sentita la necessità di aggiungere la parte del pianoforte anche nel caso del già ricordato God Save the Queen, composto da Paganini per violino solo. La parte del pianoforte, mancando un originale supposto ma mai reperito, è quindi presumibilmente di invenzione. Prende avvio una prassi, quella di eseguire i brani di Paganini originariamente composti per orchestra con l'accompagnamento del pianoforte. Con le opere postume sembra quindi essersi definito un canone paganiniano di opere con le quali il compositore andrà a identificarsi. Ma contemporaneamente abbiamo visto come al Paganini compositore si sovrapponga il Paganini a uso didattico e quindi il mercato inizia a puntare sulla finzione didattica delle opere del genovese, mai slegate peraltro dal loro aspetto virtuosistico. La seconda metà del secolo vede un interesse differente, scusatemi, nei confronti di Paganini. Non vengono più curate nuove edizioni di opere originali, anzi abbiamo visto come alcune escono da catalogo. Paganini viene associato a pochi temi, spunti per una nuova letteratura paganiniana. Prima però di analizzare queste opere che formano il terzo gruppo di composizioni di cui si parlava all'inizio, vorrei porre l'attenzione su un lavoro successivo alle pubblicazioni delle opere postume, ma che rappresenta, a mio parere, un ponte significativo che collega questa prima parte della vita editoriale di Paganini, quella dei 2 gruppi di opere originali, alla seconda parte, dove Paganini è invece, secondo me, sfruttato come brand. Allora, si tratta di quest'opera, è un'opera dubbia, una sonata a violino principale, opera postuma, con accompagnamento di violino e violoncello oppure pianoforte. Il frontespizio ci precisa che venne eseguita per la prima volta con gran successo dai signori Bruni, Munier e Sbolci al gran concerto dato in Firenze da Carlo Ducci il 17 dicembre 1862.
L'elemento più interessante è il fregio che decora il frontespizio stesso. Un violino appoggiato a un tronco spezzato, da cui escono fiori, edera e giunchi. Un'immagine da vedere, magari appoggiata al leggio del pianoforte, che attira l'attenzione dell'ospite. Attenzione che poi si sposterà sul nome Niccolò Paganini in caratteri maiuscoli e grassetti. Ecco il brand di cui si parlava prima. Per poter comprendere meglio la trasformazione di Paganini in un brand, è opportuno partire da un freddo dato numerico. Come già detto, nessuna musica originale di Paganini venne pubblicata dopo il 1851, mentre molte fantasie, variazioni di bravura e non, e souvenir composti sul tema di Paganini sono presenti in modo significativo in catalogo. Ricordi ne pubblicherà 37. Lucca, il cui catalogo confluirà in quello di Ricordi nel 1888, ne aveva pubblicate invece 39. Quasi 80 titoli, in pratica minimo 2 all'anno. Mi piace partire da una piccola raccolta di brani di Carlo Andrea Gambini, che nel 1847 pubblica 3 rimembranze di Paganini opere 50. La prima è basata su un allegro da concerto, la seconda sul tema del Carnevale di Venezia, mentre l'ultimo sul tema delle streghe. Si tratta di reminiscenze ed è evidente come la dimensione di ispirazione romantica qui domini in modo significativo. Quello che mi preme evidenziare è come la varietà dei temi presi a ispirazione non avrà futuro. Scorrendo infatti i titoli del catalogo, notiamo come solo in un altro caso il tema delle streghe sarà preso come tema principale. In 4 casi sarà il tema del terzo movimento del secondo concerto a svolgere questa composizione, ma ben 63 pubblicazioni saranno basate sul tema del Carnevale di Venezia. Paganini sembra quasi esaurirsi non in pochi suoi titoli, ma in pochi suoi temi. Oltre ad essere un brand, sembra sempre di più limitarsi a essere un jingle. Una successiva edizione sulla quale mi vorrei soffermare è il Carnevale di Venezia, Capriccio con pianoforte, sul tema di Paganini per flauto e pianoforte, opera 147, del 1847, composto dal conte Ulisse Salis, dedicato alla nobildonna Annetta Brennel di Wallerstern. Queste informazioni, detette direttamente dal frontespizio, ci forniscono notizie chiare sull'ambiente di destinazione di queste pubblicazioni e sul suo pubblico. Si tratta di musica destinata al salotto, più o meno nobile, scritta per i dilettanti, in questo caso addirittura scritta da dilettanti. Osserviamo inoltre la grafica di questo frontespizio, caratterizzata da un'elegante cornice azzurra. I caratteri eleganti mettono in risalto il nome della dedicataria e del compositore. Se ritorniamo alla precedente suggestione dello spartito appoggiato al leggio del pianoforte, l'evidenza dei due nomi sembra una piccola autocelebrazione del salotto in cui il pianoforte si trovava. La presente composizione di Salis ci mostra come il brand di Paganini, la sua associazione a jingle precisi e la sua identificazione con una certa idea di virtuosismo esuli dalla letteratura violinistica e migri verso il repertorio di altri strumenti, primo fra tutti il flauto, ma anche verso repertori dedicati ad altri strumenti a fiato. È il caso, ad esempio, di Un carnevale di più. Qua secondo me il titolo è eccezionale, quel di più la dice molto lunga. Adagio e variazioni con pianoforte sul tema di Paganini di Ernesto Cavallini del 1848, che ne realizzerà 2 versioni, la prima per clarinetto e pianoforte, la seconda per clarinetto, flauto e quintetto d'archi. A questa composizione nel 1864 si aggiunge un'ulteriore serie di variazioni sul Carnevale di Venezia, in questo caso destinata alla tromba, composte da Francesco Colombatti. Paganini diventa quindi una sorta di archetipo del virtuosismo da salotto per dilettanti o per autentici virtuosi, rimanendo però associato a pochi temi. In questo mare magnum di rielaborazioni più o meno salottiere emerge la Campanella dei Paganini di Franz Liszt, pubblicata nel 1871. Leggiamo il frontespizio di questa edizione. Il titolo e il nome del compositore, a caratteri cubitali, inquadrano un paesaggio con un ponte in primo piano e sullo sfondo un borgo dal quale svetta una torre con una campana di grandi dimensioni. Il tutto realizzato in un intenso rosso mattone. Ovviamente si punta sul nome del compositore ungherese che soggiornava a Roma all'epoca della pubblicazione, mentre il nome di Paganini è scritto con un carattere sottile e passa in secondo piano, in posizione marginale.
È il titolo La campanella che spicca in posizione facilmente visibile. La sua importanza viene ribadita anche graficamente nel disegno prima descritto. Ritroviamo l'edizione musicale come oggetto da mostrare, ma anche la sostituzione nel ruolo di brand del nome di Paganini con quello di Liszt e la riduzione a jingle della musica del compositore genovese. Nel 1894 abbiamo l'ultimo titolo del catalogo dedicato a Paganini. Si tratta, tanto per cambiare, del Carnevale di Venezia, fantasia per violino con accompagnamento di pianoforte, composto da Beniamino Orlando e dedicato all'allievo Ernesto Tamburelli. Abbiamo in questo caso, accanto al frontespizio con uno scorcio veneziano con tanto di gondola, il titolo del brano, che coincide con il jingle. È inoltre evidente la funzione didattica, esplicitata tanto dalla dedica, ma soprattutto dall'indicazione delle diteggiature, dei fraseggi e delle dinamiche nel testo musicale. Abbiamo però una novità ulteriore significativa. Nel frontespizio manca il nome di Paganini. Abbiamo solo il nome del tema. Il compositore non è semplicemente ridotto a un jingle, ma in questo caso il jingle finisce per identificarlo. In conclusione, il catalogo ci testimonia una metamorfosi di Niccolò Paganini agli occhi del pubblico del XIX secolo. Da compositore diventa violinista d'uso didattico, quindi archetipo di un duplice virtuosismo, quello di musicisti che sfruttano i temi paganiani per esaltare la propria abilità e quella di un virtuosismo da salotto anche autocelebrativo. Questo processo si abbina poi a quello che vede Paganini diventare un brand, un prodotto che fa tendenza e va ostentato sulle gide dei salotti che vogliono essere buoni, processo che porterà alla identificazione di Paganini con pochi suoi temi, veri e propri jingle. Sarebbe ingeneroso pensare che quanto da me esposto fosse la causa del giudizio formulato dalla commissione Polo Turchi-Pinelli nel 1908, ma spero di aver descritto almeno in parte il clima in cui questo giudizio venne formulato, concorrendo quindi a spiegare i motivi che hanno portato per gran parte del XX secolo a una vulgata distorta di Niccolò Paganini. Grazie. Grazie a Matteo Mainardi per questa interessante relazione. E vedete quanti elementi si possono tirare fuori dalla lettura attenta di un catalogo editoriale. Elementi che ci parlano di come la figura di un grande autore, e forse questo percorso sarebbe anche interessante farlo per altri grandi compositori, perché ogni compositore ha avuto la sua ricezione, la storia della ricezione dei vari compositori e forse in gran parte anche da scrivere, come sono stati recepiti. Quindi molte suggestioni che però dimostrano da un altro lato anche la potenza della suggestione che questo autore ha esercitato lungo il tempo, perché si va dalle sue musiche progressivamente, se vogliamo, a una creatività di altri autori, ma anche a un allontanamento dalla natura della sua musica, però al tempo stesso rimane la suggestione che questa figura ha esercitato su generazioni di musicisti, di autori e del pubblico, e quindi è arrivato fino a noi e continua la sua storia. Grazie Matteo. Bene, invito per la terza relazione di questo pomeriggio a venire qui al tavolo Maria Teresa Della Borra, che conosciamo bene perché è con noi, c'è uno dei membri più pesanti del centro studi paganiniani. Quindi la presento per chi non la conoscesse a fondo, laureata in musicologia, diplomata in pianoforte, abilitazione scientifica nazionale come docente, si dedica da tantissimo tempo allo studio della musica italiana tra XVIII e XIX secolo. Pubblicato libri e saggi con gli editori più importanti, ne voglio elencare, ma anche con grandi repertori come il Dizionario biografico degli italiani, la New Grove, grandi enciclopedie tedesche, inglesi e via dicendo. E poi soprattutto ha curato l'edizione critica
di composizioni strumentali, come è il caso proprio di Paganini, l'edizione nazionale, di Viotti, Rolla, Mercadante, e anche di opere, Battista e Giuseppe Sammartini, Tretta, Iomelli, Stradella, eccetera. Membro del comitato direttivo della Società Italiana di Musicologia, attualmente al suo interno è responsabile della collana Strumenti della ricerca musicale. E direi che a proposito di edizioni, con i vari editori italiani musicali più importanti come l'EDT, le Subini Zerboni e altri ancora, è responsabile di collane e di quindi una grandissima attività musicologica. E in questo caso Maria Teresa ci propone una relazione sulla edizione nazionale di Paganini, attingendo a dei materiali, diciamo, sconosciuti, nuovi, inediti, come sono quelli che il maestro Mompelio, che è stato uno dei fondatori di questa edizione nazionale, ha lasciato alla Biblioteca del Conservatorio di Milano. E qui hai ritrovato anche la traccia dell'impostazione che lui ha dato all'edizione nazionale e i consigli, indicazioni che offriva ai suoi collaboratori. E questo, credo di aver capito dal tuo annuncio che hai pubblicato sul sito del Centro Paganini, ti ha dato anche la possibilità di valutare come in qualche modo i criteri di un'edizione nazionale che dura da tanti anni, nel tempo si sono perfezionati. Grazie. Grazie. Così. Stavo dicendo che appunto l'intento è proprio quello enunciato dal collega, il mio intento di portare alla luce questo materiale che è stato il fondamento dell'edizione nazionale, quindi percorrere un po' la storia di questa edizione che è giunta più o meno faticosamente a quest'anno 2023 con un numero abbastanza esiguo di volumi pubblicati. I tre quartetti per due violini, viola e violoncello a cura di Federico Mompeglio, pubblicati nel 1976, rappresentano il primo volume dell'edizione nazionale delle opere di Paganini. In 187 pagine si consegnava per la prima volta agli studiosi e ai musicisti la lezione quanto più vicina alle intenzioni dell'autore di quelle tre opere. Quel volume giunse alla fine di una lunga serie di lettere intercorse tra l'allora presidente dell'Istituto Italiano per la Storia della Musica, Luigi Ronga, è un istituto storico che era stato fondato nel 1938 da Raffaello De Rensis, aveva proprio lo scopo di rivalutare, di studiare e valorizzare la musica italiana in particolare. Dicevo, tra l'allora presidente Luigi Ronga e Federico Mompeglio, che era stato individuato come studioso paganiniano accreditato perché aveva già fatto qualche anno prima la pubblicazione del famoso concerto postumo, creando tutta la strumentazione, l'orchestrazione. Quindi queste lettere e questo materiale vario, perché sono poi anche appunti che meticolosamente il maestro Mompeglio prendeva su varie questioni, attenevano aspetti ora più pratici, ora più scientifici, proprio volti a definire l'ossatura e i criteri generali del lavoro e delle edizioni. In più servivano anche ad individuare collaboratori ai singoli volumi. Ecco, questo per dare giusto l'idea del materiale. Ci sono dei datiloscritti, ci sono manoscritti autografi di Mompeglio, autografi di Ronga, annotazioni, chiose varie del maestro Mompeglio ai testi. Ripercorrere i vari passaggi attraverso le lettere di Ronga e gli appunti di Mompeglio è proprio l'obiettivo, dicevo, di questo intervento, che è volto ad evidenziare anche come si siano appunto determinati e poi trasformati, come si diceva prima, in parte i criteri editoriali, e poi evidenziare tutte le problematiche che sono emerse nel corso del lavoro,
l'intelligenza e la profondità degli interlocutori, nonché l'attualità di tutte le argomentazioni, perché ci sono questioni che ancora oggi sono aperte nell'ambito della filologia musicale. Le scelte adottate allora in parte appunto disattese e abbandonate nel tempo, e i nuovi criteri applicati. La lettera di partenza dell'intera corrispondenza, protrattasi per qualche mese, data 2 marzo 1974 ed è scritta da Ronga. Da questo testo, non lo leggo, evidentemente lo potete fare da soli, io riassumo, da questo testo emerge che si era in attesa di ricevere dal Ministero il riconoscimento come edizione nazionale. Ma Ronga, con gli altri membri del direttivo, avanza già la proposta a Mompelio di collaborare con un primo volume e nel contempo gli propone anche la direzione dell'edizione. Mompelio risponde dichiarando una disponibilità di massima, pur anticipando di non potersi dedicare con assoluta regolarità alla curatela. E poi Ronga gli risponde subito il 9 marzo, dichiarando ovviamente la sua disponibilità ad attendere un abbozzo di cronoprogramma che Mompelio avrebbe dovuto abbozzargli, e riponendo la massima stima nel collega. Tutto si sarebbe deciso durante un imminente soggiorno che Mompelio avrebbe fatto a Roma, e che in effetti egli fece. Si concluse con una deliziosa cena di cui ci parla Mompelio, ma della quale non sto a dire adesso, in casa di Ronga il 27 marzo. Mompelio alla fine accetta la collaborazione e si mette subito al lavoro per stilare il suo programma. Nella missiva successiva del 16 aprile incomincia ad esporre tutta una serie di dubbi e di porre una serie di domande che sono appunto ancora oggi attuali, che quindi vi riassumo. La lettera è trascritta trascurando le parti, diciamo, di natura privata, però ho cercato di evidenziare appunto i temi più importanti. Allora, innanzitutto il problema è l'impostazione generale dei criteri editoriali della collana. Andrà suddivisa per generi o meno? Bisognerà organizzare delle serie appunto di musica da camere, di pezzi da concerto, oppure no. Mompelio sembra propendere per questa macro divisione tra pezzi da camere e da concerto, perché gli dà l'idea che l'organizzazione, soprattutto prevedendo i numeri a venire, sarebbe molto più logica e funzionale. Bisogna privilegiare le pagine musicalmente più interessanti con cui avviare la collana. L'espressione che Mompelio dice, appoggiarsi fino a dove Paganini lo permetta sulla qualità della musica, cioè uscir bene anche musicalmente, conclude così la sua lettera, come vedrete. Bisogna stampare solo la partitura o anche le parti? Si tenderebbe a privilegiare la partitura, lasciando ad altri editori, dice Mompelio, l'estrazione delle parti, per permettere a vari revisori, ovvero torturatori, li chiama proprio così, di intervenire. Vale la pena di rimarcare che di Paganini all'epoca già esistevano varie edizioni, in parte abbiamo visto anche le edizioni quasi coeve, che erano fortemente ritoccate da parte di vari autori. Invece ciò che conta per questa edizione è di riportare quanto più fedelmente il pensiero dell'autore, per permettere agli studiosi di avvicinarlo con la certezza che non siano stati introdotti elementi ad esso estranei. L'espressione di Mompelio è diffondere finalmente il testo genuino. Poi, che versione fornire di un brano che sia stato per esempio previsto dall'autore sia con l'accompagnamento dell'orchestra che del solo pianoforte? Che lezione proporre poi in particolare, lo chiede qui, del primo concerto? Non tanto per quella questione della tonalità, quanto piuttosto perché era stato tramandato con due tipi di strumentazione, ci dice Mompelio, una più settecentesca, quindi più agile, e una invece più romantica, quindi più densa, più massiccia. Il 24 aprile Ronga risponde ai problemi evidenziati, per alcuni dei quali offre subito una soluzione definitiva. Ad esempio, approva di stampare solo la partitura e non le parti, perché evidentemente si pensa ad un'edizione più da studio per musicologo, per studioso teorico, diciamo, che per esecutore.
e condivide la scelta dei quartetti con archi come prima opera, come primo numero di edizione per la musica da camera, e quella delle streghe per il settore da concerto. Soprattutto, dice, per sollecitare la curiosità, perché è un titolo un po' intrigante, dice, mentre lascia ancora aperta la strutturazione della collana, se suddivisa per generi o no. La bozza del progetto editoriale è allegata alla lettera del 29 aprile, con la quale Mompelio informa che sarà a Roma il 5 e il 6 maggio successivi. È una lettera lunghissima, vedete che qui si tripartisce addirittura, e però i punti essenziali che devo rimarcare sono questi. Allora, ancora dubbi e proposte legate all'edizione. Intanto il primo dubbio è come chiamare la collana. Mompelio dice che non si intende pubblicare gli opera omnia, cioè l'intera opera di Paganini, per cui la denominazione potrebbe essere semplicemente opere di Niccolò Paganini, tra l'altro prediligendo la lezione di Niccolò con una sola C anziché due. Relativamente alla struttura, poiché è impossibile impostare un ordinamento cronologico, mancando dati sufficienti per tutte le opere composte, si potrebbe adottare una divisione in gruppi, ipotizzando questa suddivisione: concerti, composizioni per violino e orchestra, musica da camera, composizioni per violino e chitarra, composizioni per sola chitarra e un volume di varie. Tra l'altro poi si scusa, dice scusatemi se lo dico varie, ma è giusto per mettere insieme opere di varia natura. In tal modo si eviterebbe che i volumi uscissero in ordine sparso, senza la possibilità di classificarli ed etichettarli. E infine si affronta la questione relativa all'inizio della pubblicazione. Dice: se l'uscita dei volumi deve essere ravvicinata alla notizia divulgata tramite la stampa e l'apposito volantino descrittivo, si potrebbe partire con il primo concerto nell'ambito delle opere concertistiche e i 6 quartetti per archi opera 1 nel settore dei pezzi da camera. La scelta del primo, dice, è giustificata dal fatto che di esso l'autore ha lasciato la sola parte del solista, e dei secondi per la bellezza e l'interesse della composizione, proprio rimarcando questa particolarità di organico e di struttura. Si parlava prima appunto dei quartetti per archi, che nell'ambito della musica italiana del tempo poi diventano assolutamente negletti. Invece, secondo Mompelio, sono opere di assoluto pregio, quindi varrebbe la pena di valorizzare, dimostrando che anche in Italia all'epoca di Paganini si scriveva della musica strumentale da camera. Nel contempo, però, dice, si potrebbe subito lavorare all'edizione di 1 o 2 pezzi per violino e orchestra, tenendo conto che tra le 24 composizioni di tal genere possedute dalla Casanatense ce ne sono 5 complete mai pubblicate. E qui sono elencate, cioè sono il balletto campestre, le couvent du Mont Saint-Bernard, la maestosa sonata sentimentale, la tempesta e la sonata per la gran viola. Altro problema poi riguarda gli autori a cui affidare la curatela dei volumi, i tipografi, i trascrittori, insomma tutti i collaboratori che a vario titolo avrebbero potuto essere coinvolti in ogni edizione. Dopo diverse telefonate intercorse con Ronga, dubbi annotati scrupolosamente sui fogli dedicati appositamente a questi argomenti, per esempio l'edizione deve essere identica alle precedenti edizioni dell'istituto oppure deve avere una sua copertina, eccetera, e poi i contatti con i vari personaggi, per esempio con il copista che avrebbe dovuto trascrivere le partiture. Mompelio fa l'elenco di tutti i personaggi con cui di solito ha avuto a che fare e dei quali si fida, quindi Garulli, un tizio che si chiamava Garulli, Michelangelo Abbado per la curatela di uno dei primi volumi, il tipografo, l'edizione, eccetera. Finalmente Mompelio il 16 maggio scrive nuovamente a Ronga per affrontare innanzitutto questioni di spese e di tipografia, prospettando diverse soluzioni ma anche manifestando altri dubbi, ipotizzando di poter pubblicare il volume dei quartetti entro il dicembre di quell'anno. Veramente un'ipotesi ottimistica, perché ci sarà ancora molto tempo prima di veder comparire questo volume. In secondo luogo affronta la questione delle responsabilità editoriali e precisa di non voler essere etichettato come edizione di quell'edizione. Semplicemente dice: perché io sono mortale e i manoscritti della Casanatense sono immortali.
ossia la loro pubblicazione richiederà anni e anni di lavoro, il che è per la mia età un impegno troppo ottimista. Vedrei molto più semplicemente in me un curatore delle prime pubblicazioni e, diciamo così, firmerei i volumi dei quali avrei assunto la cura. L'ideal fu sogno, ha detto un certo Faust, che pure aveva, salvo errore, un aiuto formidabile in Mefistofele. E tra l'altro qui emerge anche proprio tutta l'ironia e la simpatia e l'intelligenza del personaggio, e anche un atteggiamento decisamente inconsueto all'interno dell'ambiente lavorativo e l'ambiente musicologico, insomma in generale, il tirarsi indietro e il voler lasciare ad altri degli incarichi. Viene lasciata per ultima un'altra questione spinosa che riguarda più da vicino l'ambito filologico, più tecnico, diciamo, del tema. Le partiture paganiniane presentano problemi di vario tipo. Alcune, dice Mompeglio, quali il balletto campestre, sono di difficile decifrazione. Altre sono leggibili, ma presentano un altro tipo di complicazione, e cioè sono imprecise nei coloriti, nei fraseggi, nelle articolazioni. E dunque il balletto campestre, che originariamente era stato assegnato ad Abbado, probabilmente sarebbe slittato in una seconda fase di produzione a causa delle perplessità sollevate dal curatore circa la possibilità di essere decifrato. Relativamente al quinto concerto, ipotizza di predisporre un'edizione fotografica. Se la questione della riproduzione fotografica verrà ripresa in una missiva successiva, in quella del 4 giugno si affronta il punto fondamentale del lavoro, cioè il carattere, la peculiarità dell'edizione. Il lavoro è impostato sulla base di un rigore, secondo Mompeglio, che consenta all'esecutore di elaborare la sua interpretazione partendo dalla lezione paganiniana genuina, in quanto il revisore si sarà limitato a semplici interventi di pulizia e controllo del testo originario, di cui avrà comunque dato conto nell'apparato critico, fondamentalmente un'edizione diplomatica. E su questo discorso Mompeglio tornerà diverse volte. Un'altra questione discussa è quella relativa ai collaboratori. Mompeglio dice, è proprio la sua espressione, preferisce fare il mafioso, ossia cercarli fra le persone delle quali ha piena conoscenza e che so che non mi meneranno per il naso. Il primo nome che formula è quello della sua assistente in università a Cremona, cioè Anna Maria Vacchelli Monterosso, alla quale affiderebbe la partitura più difficile da leggere, cioè la sonata sentimentale, che sarebbe la numero 18 del catalogo. La scrittura paganiniana, dice, è un autentico rebus in molte pagine di quel pezzo. Un altro nome avanzato è quello del caro amico genovese, il professor Braghiroli, che era primo violino della Scala, che è andato in pensione da poco, ma che è ancora validissimo, e anche egli si è dichiarato prontissimo a lavorare con me. A lui conta di dare il balletto campestre famoso, dice, difficilissimo non solo da interpretare come scrittura, ma a volte anche per contenuto. Tuttavia, dice, sono convinto che un violinista professionista ce la possa fare. E inoltre, aggiunge, scusa l'immodestia, come nella Bohème, gli starò vicino e certamente lo soccorrerò nei passi enigmatici. Rimangono inoltre da risolvere alcuni problemi grafici dell'edizione, dalla tipologia della copertina ai caratteri tipografici del testo critico. Si chiede, vogliamo fare un sistema linotipico o monotipico? Della musica, della qualità dei facsimili relativi agli autografi. Sono tutti problemi che poi nel tempo si sono reiterati. Infine, dopo altre riflessioni sulla questione dei pagamenti e delle spese, Mompeglio torna sul titolo dell'edizione, che propone di denominare semplicemente Opere di Niccolò Paganini, edizione nazionale, disponendo la seconda dicitura sotto alla prima. In questa forma, dice, si risolverebbe tutto, in quanto il sostantivo opere, così presentato, riuscirebbe indeterminato e non lascerebbe adito all'idea di un'opera omnia. La qualità dell'edizione poi è un vero chiodo fisso, perché ancora nella missiva del 6 giugno Mompeglio tiene a ribadire il suo punto di vista, ragionando ad alta voce e ponendosi tutti quei dilemmi che un vero filologo musicale ancora oggi deve tenere presenti prima di approntare un testo critico. Anche questa missiva è immensa, io l'ho riportata giusto per pedanteria, ma la riassumo molto molto rapidamente. Quindi, avendo per certo che l'edizione debba essere diplomatica,
Il revisore si limiterà a correggere gli errori e a integrare le mancanze, ma lascerà inalterate tutte le discrepanze che l'opera originaria presenta, vale a dire incongruenze di arcate, di dinamiche, di articolazioni che uno stesso passo presenta nel corso delle pagine. Intervenendo o modificando, dice Mompeglio, potrebbe dare adito a rimostranze e perplessità da parte dei musicisti. Tuttavia, dopo essere giunto a questa conclusione e avere questa certezza, il giorno dopo, quindi questa è la lettera del 6 giugno, la lettera del 7 giugno ribalta completamente la situazione. Dice: ho trascorso un giorno travagliatissimo, una notte insonne, ponendomi tutti questi problemi, sono giunto a quest'altra conclusione. Un'edizione diplomatica, dice, è da rifiutare, mentre si potrebbe propendere per un'edizione interpretativa, però caratterizzata da alcune peculiarità. L'ipotesi che avanza quindi gli appare definitiva e imprescindibile per una sua partecipazione diretta all'impresa editoriale. E la sua riflessione scaturisce, quindi tutto il ragionamento nasce dalla denominazione, ancora una volta, della pubblicazione. Dice: trattandosi di un'edizione nazionale, deve possedere degli elementi distintivi, significativi, e dunque non essere una delle tante edizioni che propongono una possibile interpretazione, ma la versione critica autorevole sulla quale il musicista può costruire la sua interpretazione. Quindi, per avere quel quid pluris che la distingua dalle altre edizioni, deve riportare tutti i facsimili significativi, anche se ciò comporta un aggravio di spese e di dimensioni dei volumi. In tal modo l'esecutore potrà in ogni momento verificare personalmente la versione paganiniana offerta dal revisore, confrontandola con quella prescelta e apprezzarne, cioè sì, confrontare personalmente la versione paganiniana, quindi della originale, confrontandola con quella prescelta dal revisore, apprezzarne o meno la bontà e quindi poi scegliere la sua versione da eseguire, quindi rigettare eventualmente la proposta del revisore e farsi una esecuzione, un'interpretazione sulla base del testo proposto da Paganini. La soluzione proposta, dice, si pone in linea con le tendenze musicologiche del tempo. Dice: abbiamo gli amici tedeschi che ci stanno snobbando sempre alla grande, vabbè, facciamo vedere che anche noi siamo in linea con il loro pensiero. E quindi, dice, questa nostra soluzione permetterebbe anche all'Italia di avanzare nel grado di considerazione scientifica ancora piuttosto basso rispetto agli altri paesi europei. Sono fissati qui i cardini che d'ora in avanti quindi saranno alla base delle edizioni critiche, poi tra l'altro non solo edizioni critiche come opere nazionali, nonché le caratteristiche formali che le stesse presentano, cioè una parte introduttiva storica, un apparato critico che dia conto dell'operato del revisore, dei problemi riscontrati e delle scelte adottate per la loro risoluzione, i facsimili necessari ad avvicinare e a comprendere la lezione originaria e infine la trascrizione moderna. Diversamente, se ci si fosse limitati a riprodurre pedissequamente il testo originale, considerandolo intoccabile e inviolabile nonostante errori e incongruenze, si sarebbe suscitato lo stupore nei lettori, oltre che una difficoltà oggettiva degli esecutori. La lettera prosegue quindi con la precisazione di altri aspetti lavorativi, per esempio il rifiuto di ogni compenso per il lavoro svolto, anche questo è un caso eccezionale, e del ruolo appunto da ricoprire all'interno dell'edizione. Propone tra l'altro Mompeglio in una telefonata, lo so perché c'è un elenco minuzioso di tutti i passi che ha fatto nel tempo, di nominare il professor Monterosso, Raffaello Monterosso, come direttore dell'edizione, quindi avanza questa candidatura. E quindi il suo ruolo si limita semplicemente a quello di collaboratore, curatore per ogni edizione che avrebbe editato, dando la sua disponibilità per 2 anni di lavoro. Dice: un direttore che scompaia dopo i primi volumi senza che ne sia colpevole la grande parca e che già è stabilito che scompaia, mi pare poco direttore, e quindi basta da questa sua disponibilità limitata nel tempo.
Ancora il 18 giugno, l'ultima delle lettere che in nostro possesso avanza una proposta e dice: dal momento che appunto mi occuperò al massimo dei primissimi volumi e poi mi sostituirete, non si potrebbe vedere di sostituirmi addirittura fin dall'inizio cercando un competente che sia disposto ad essere direttore della collana e apparire come tale. Quindi qui non fa ancora il nome di Monterosso, ma l'aveva già fatto per telefono. Credi proprio che si adatti al compito, ci sia solo io? È vero che i musicologi che sappiano veramente la musica sono poini, come diceva Puccini, ma qualcuno pur c'è e potremmo benissimo scovarlo insieme. E in effetti di lì a qualche giorno finalmente la candidatura di Monterosso viene formalizzata e da quel momento Montpeglio inizia a lavorare. Per lui, dice, la faccenda è chiusa, entro la fine di giugno avrò consegnato tutto, cioè questa postilla autografa in uno dei tanti elenchi. In realtà si dovranno ancora attendere 2 anni perché veda alla luce il primo volume. Ne abbiamo testimonianza dalla lettera di Ronga del 1976 che effettivamente dà conferma del fatto che sia stata pubblicata l'edizione, che è magnifica. Questa qui che vedete qui, cioè non è quella del 76, non è il primo volume, ma i volumi sono fatti così. Anche se dice il volume recatoci da Monterosso non era compiutissimo, e poi vi faccio vedere perché. Però quanto a contenuto, per la parte che ti riguarda, ti esprimo la mia sincera soddisfazione, come potete vedere, e se purtroppo l'edizione ha subito ripetuti e brevi ritardi sulle date di previsione, ora che l'esito è quello che più ci auguravamo di poter raggiungere, dimentichiamo le cure, eccetera, eccetera. Apprezza l'operato di Monterosso e quindi da quel momento si procede. In effetti il volume è uscito e è questo qui. Appunto la foggia è questa, anche le dimensioni in generale sono queste, sono i 3 quartetti curati da Montpeglio. Vedete che c'è il comitato dell'edizione nazionale. Sono edizioni numerate con una carta specialissima, carta a mano, raffinatissima, con una cura estrema nella stampa. C'è un indice generale che dà conto appunto di quella struttura che vi dicevo prima, con l'introduzione, l'apparato critico, poi i facsimili e poi la trascrizione, e c'è un cospicuo errata corrige che probabilmente corrisponde proprio a questi piccoli problemi durante la pubblicazione, quindi le correzioni che sono arrivate fuori tempo massimo, e quindi un foglietto aggiunto al volume. Tra l'altro gli altri membri del comitato, come potete vedere insieme a Luigi Ronga, vanno proprio nel 1977, quindi all'inizio dell'anno successivo, nel febbraio, a omaggiare il presidente Leone del volume. E quindi quello che sta stringendo la mano è Ronga, io riconosco di spalle Monterosso, e poi c'è la Pina Carmirelli, la signora che è lì, poi gli altri non si vedono purtroppo. Da quel momento, con una cadenza purtroppo non regolare, escono gli altri 12 volumi. Da questa tabella appunto si vede la difficoltà di edizione e il lasso di tempo abbastanza infinito che intercorre tra alcuni volumi. Quindi esce la serie dei volumi mantenendo le caratteristiche iniziali, quindi il contesto di composizione, la descrizione delle fonti sono sempre condotte con grande attenzione e puntualità. Quindi il recupero di tutti gli esemplari per tutte le edizioni è costante, mentre la parte dell'apparato critico è molte volte troppo sintetica, proprio limitandosi a evidenziare errori macroscopici o incongruenze tra le parti, mentre sappiamo che nell'ambito delle edizioni critiche magari fatte da altri editori è la parte più interessante e più importante per l'operato insomma del revisore, perché lì dà conto veramente delle sue scelte e delle divergenze tra la sua scelta e ciò che era presente nelle fonti e nei testimoni. Anche la sezione dei facsimili, che è sempre presente, ha perso nel tempo la sua natura originaria,
come dicevamo, Montpeglio proponeva di riprodurre solo gli autografi o le parti più significative che permettessero al lettore di avere esatta idea della lezione originaria. Invece in diverse edizioni che sono uscite nel tempo, i facsimili sono sempre presenti e anche in grandissima quantità, però molto spesso anche di copie non autografe e a volte anche di difficile, faticosa leggibilità, per cui perdono l'assunto originario. Invece per alcuni casi si è deciso di pubblicare, oltre che la partitura, anche le parti. Le parti sono vendute separatamente. Ho tolto gli asterischi delle edizioni che le presentano, ma sono solo 3 di tutte queste. Il primo concerto nella revisione di Auer e poi le mie 2 curatele presentano le parti staccate, per cui a richiesta un utente potrebbe acquistarle. Quindi ci si sta aprendo nel tempo verso i musicisti pratici, diciamo così. La direzione di Raffaello Monterosso si è protratta sino al 2018. Nel 2019 gli è subentrato Renato Meucci, che sta cercando di dare un nuovo corso alla collana, intanto avvalendosi di un comitato scientifico che deve essere rinnovato totalmente perché sono defunti quasi tutti quelli che erano presenti in quello originario, aggiornando criteri e metodi, oltre che rendendo più agile la veste grafica, che pur non allontanandosi da quella iniziale sia più abbordabile da un punto di vista economico. Per discrezione ho tolto i prezzi delle edizioni che sopravanzano sempre le centinaia di euro, cioè ogni edizione ha dei costi abbastanza alti anche per le biblioteche, per gli istituti più ricchi. E di conseguenza, essendo più abbordabile il costo, consente una maggiore circuitazione dei volumi, che non restino quindi appannaggio esclusivo delle biblioteche e dei loro scaffali, ma che diventino, anche grazie alla stampa delle parti orchestrali, perché questa è una delle scelte che il professor Meucci vuole fare, diventino appunto materia prima per gli esecutori. Grazie. Grazie Maria Teresa per questa relazione che ci ha fatto entrare nel laboratorio, in quei laboratori che stanno dietro a un'edizione nazionale in questo caso, e in cui si affronta tutta una serie di problemi non facili, anche di natura etica, morale direi, soprattutto perché ci si interroga continuamente su cosa è lecito fare, cosa è lecito cambiare, cosa bisogna conservare, con che modalità. E credo che questo sia un aspetto che chiunque sia occupato di fare un'edizione critica, a me è capitato di lavorare col maestro vescovo a qualche cosa di Paganini, soprattutto mi riferisco ai duetti per violino e fagotto che si presentavano con una scrittura estremamente problematica, autografo ma con molte cancellature, ripensamenti, eccetera. E mi sono accorto che questi problemi sono inevitabili. E vedo che dalla tua relazione viene fuori proprio anche la statura di questo Montpeglio, Sì. perché è una figura che ritorna continuamente quando si parla di Paganini, ma si vede anche la caratura Sì, personale, il rigore, il metodo, i dubbi, come dicevo, morali, etici, su cosa è lecito fare quando si interviene su musiche di questo tipo. Quindi, erano scelte coraggiose quelle che lui sì, faceva, perché appunto in ambito italiano a quell'epoca la filologia veramente certo, muoveva, filologia musicale muoveva i primissimi passi, quindi sono certo, proprio i fondamenti, diciamo, certo. di questa disciplina per noi, per Sì. l'Italia. Però gli interrogativi sono attualissimi, Sì, sono certo, proprio, certo. E diciamo, anche questa sua necessità di porsi sempre in confronto con gli esperti di altri paesi, no? Quindi un'umiltà di fondo. E di solito i personaggi le persone molto preparate sono anche umili, credo. sì, Perché sì. senza l'umiltà è difficile arrivare Sì, a... aveva un'umanità poi anche straordinaria, no? straordinario. Si può vedere con la delicatezza di certe espressioni e anche magari appunto il procedere in maniera molto pacata, molto Sì. contenuta, controllata prima di Gradualmente, prendere sì.
certe Grazie, è molto eccezioni. interessante anche proprio per la lezione di come si lavora vita e- dietro. Grazie, grazie Maria Teresa. E invito a venire qui al tavolo Alessandro Perroni per l'ultimo intervento di questa giornata molto densa, molto interessante. E questa volta cambiamo ancora sistema di approccio, disciplina, perché andiamo nel multimediale, andiamo tra la filosofia e la multimedialità. Alessandro Perroni è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Pavia e il suo ambito di ricerca è in particolare quello della filosofia della musica attraverso lo studio dei suoi aspetti storici, sociologici e musicologici. Ovviamente si interessa anche di altri argomenti, è fondatore del gruppo di ricerca filosofica Cora e curatore della collana Leggere i classici della filosofia realizzata dal gruppo di ricerca filosofica Cora. È membro della redazione della rivista Special Linguaggi, e però è anche un musicista perché è contrabbassista. Contrabbassista, bassista e scrive arrangiamenti, produzioni musicali, colonne sonore, eccetera, eccetera. E ha pubblicato vari saggi di tipo musicologico che vanno a toccare temi anche stimolanti, curiosi, tipo la nascita del linguaggio nel pensiero di Rousseau. Le prime lingue furono canti e voci appassionate, questo già mi piacerebbe leggerlo. Oppure intellettuali italiani e musica tra XVIII e XIX secolo, l'estetica musicale di Leopardi, Pietro Verri e il melodramma o il Settecento milanese. Bene, quindi partendo dal settore della filosofia e degli studi musicologici, Perroni affronta il tema "Il diavolo sta nel digitale, la fortuna multimediale" di Niccolò Paganini. Diciamo che qui è favorito proprio dal fatto che lei si interessa anche di cinema, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ecco, infatti, quindi multimedialità, dal mito di Paganini all'aura di leggenda che ha sempre circondato il nostro musicista, e come è già stato anche accennato stamattina, per cui è in qualche modo lecito vedere lui come la prima grande stella, non rock forse, questo paragone con rock. No, è interessante dal punto di vista comunitario. Prego. Grazie, allora ringrazio gli organizzatori per avermi rivolto l'invito a venire qui oggi. Adesso aspettiamo che si metta a posto di dietro. Ok. E la seconda volta nel giro di poco tempo che vengo qui a Genova a un convegno. Sono stato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, diciamo, parlare di l'altro grande chitarrista mancato genovese, cioè Giuseppe Mazzini, e come Paganini passarono ad altro. No, beh, chiaramente Paganini non abbandonò mai del tutto la chitarra, così come del resto Giuseppe Mazzini, beh, come sapete, la sua fabbricatore è qui conservata e suonata ancora regolarmente, conservata al Museo del Risorgimento e suonata regolarmente. E così come Mazzini, anche Paganini fu valido chitarrista, anche se poi è noto per essere rivoluzionario non nel campo della politica, ma nel campo della musica. Quindi ho deciso su richiesta, mi è stato chiesto di occuparmi un po' di questa questione del cosa è diventato Paganini nell'era digitale, dell'era multimediale. Allora, innanzitutto segnalo che, come potete vedere qui dietro, il titolo è scritto in un carattere un po' particolare di quello che più o meno lo stile si chiama carattere gotico, che è quello che fu utilizzato nel tardo periodo dei manoscritti e negli incunaboli del XV secolo. La cosa interessante è appunto che questo carattere TrueType, per chi si interessa a queste questioni tecniche, si chiama Paganini.
io ho scoperto appunto l'esistenza di questo carattere, che questo già ci butta nel mondo del digitale. Oltre a questa, naturalmente, questa maglietta, cioè esiste la maglietta di Paganini. Allora c'è il carattere true type a Paganini, non c'è un Amadeus, non c'è un Beethoven, non c'è un Brahms, non c'è un Bruckner, che chissà come potrebbe essere un carattere Bruckner, non lo so. Comunque invece c'è il carattere, c'è questo carattere. Cosa devo schiacciare qua? Destra e sinistra. Allora c'è questo carattere, si chiama Paganini, allora ho fatto un po' di ricerche e mi sono chiesto come mai Paganini. Beh, chiaramente è un carattere che ricorda molto quello delle edizioni musicali, non solo 800, inizio 900. Eccolo qua, e ho trovato una vaga somiglianza, ma neanche poi tanto vaga, questo è più leggero, nella prima edizione, ricordi, quella del 1820 e dei 24 capricci. Ecco, vediamo che i capricci è scritto in un carattere simile a questo. Io non so se chi creò il carattere Paganini aveva in mente questa roba, però comunque già questo è un buon inizio per un discorso di Paganini digitale. Allora, se ci tuffiamo oggi nel mondo di internet, sempre digitale naturalmente, andiamo a fare una ricerca, prima cosa che uno fa, una ricerca su Google e si scopriamo da Google che, secondo queste informazioni, che Paganini è stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra i più importanti esponenti della musica romantica. Quindi queste sono le schedine di Google che diligentemente indica il luogo e data di nascita e morte, ci dice che Nizza in Francia, sappiamo che quando morì Paganini, Nizza non era in Francia ma era nello stato sabaudo, chiaramente. Generi musicali, classica, e su questo non si discute, e un altro genere, hip hop / rap, indicati come genere musicale unico. Allora, dice, come mai intelligenza artificiale che sta dietro queste ricerche di Google ha individuato una connessione che noi, che siamo comuni esseri umani, mortali e analogici, non sappiamo? Allora mi sono messo a fare una ricerca così come si conviene a un greve, noioso filologo, quale di solito sono. Dunque, escluso un'attività musicale di Paganini a New York negli anni 90 del XX secolo, ho scoperto l'esistenza di su YouTube di un Nicolo Paganini Rap, così scritto, che è un prodotto subamatoriale del 2017 realizzato da alcuni studenti di una scuola superiore in America Latina. Non ho capito da che paese, parlano spagnolo comunque. A quanto ci risulta è proprio l'esistenza quindi di questo video, un video solo con 3000 e qualcosa visualizzazioni, pochissime quindi, che ha temporaneamente collocato il violinista genovese nel genere musicale rap hip hop. Quindi al di là della catalogazione che ha compiuto l'intelligenza artificiale di Google, quello che ci sembra rilevante è proprio il fatto che questi ragazzi simpatici, ma proprio è un video veramente orrendo, cioè proprio, abbiano proprio pensato a Paganini, quindi il nome di Paganini legato alla musica comincia con un'immagine di Paganini, avevano pensato di dedicare la loro musichetta, che non ha nessun riferimento o citazione musicale per Paganini, un prodotto tutto sommato esecrabile. Comunque loro lo conoscono, gli hanno dedicato questo omaggio, per quanto poi i commenti siano li massacrino, e comunque è anche molto interessante che un'intelligenza artificiale sia andata a prendere questo video e abbia catalogato Paganini come musicista hip hop rap. Questo ci dimostra quanto il mondo, un côté tecnologico, possa spostare gli interessi e l'attenzione da un punto all'altro. Ciò premesso, parliamo di una delle peculiarità della figura di Paganini, che è l'aura di leggenda che ancora all'inizio del XXI secolo lo circonda nella coscienza del pubblico. Io lo chiamo pubblico generalista, quello dei
non degli esperti, che riconosce in Paganini la prima rock star della storia della musica, così recitava il titolo di una mostra molto visitata del 2018-2019, Paganini rockstar incandescente come Jimi Hendrix. Io l'ho vista, era stata una mostra molto ricca di documenti, era ben documentata, anche se talora ho trovato un po' artificioso, anche se allettante, questo ribando continuo al Jimi Hendrix, che purtroppo per la sua prematura scomparsa fu interrotto proprio quando cominciava a avvicinarsi a un approccio più formale e diciamo accademico, usiamo questa espressione, alla musica. Paganini già invece nelle sue composizioni aveva un approccio meno istintivo alla chitarra. Comunque va bene parlare di Jimi Hendrix anche perché altri musicisti rock come lo svedese Yngwie Malmsteen o l'americano Steve Vai, ma di famiglia originaria della Lomellina, provincia di Pavia, conosco i parenti proprio di Dorno, Lomellina, cominciarono come seguaci di Jimi Hendrix e proseguirono poi come seguaci di Paganini, quando poi fecero per chitarra elettrica delle arrangiamenti dei capricci di Paganini. Ma a parte di questi a parte i personaggi, io trovo che non è peregrino il rimando alla figura generica della rockstar, in particolare per quel che riguarda la costruzione dell'immagine che è tipica della rockstar ed è qualcosa a cui Paganini, sappiamo benissimo, teneva moltissimo. Un'altra cosa che è tipica della rockstar, e sono contento che l'argomento sia stato affrontato prima, è l'ossessione per il management, che è una qualcosa che è tipico del rock. Qui ho riportato come esempio Elvis Presley con il suo famoso manager, il colonnello Tom Parker. Poi sappiamo che c'era Brian Epstein dei Beatles, Peter Grant dei Led Zeppelin. Comunque ci sono dei manager che sono famosi tanto quanto i gruppi o i musicisti che hanno rappresentato. Paganini, chi aveva come manager se stesso, questa è una cosa veramente notevolissima, è stato visto prima, e lui aveva grandissime capacità perché scriveva a tutti i contatti, si informava anche sull'ambiente musicale dove sarebbe andato a esibirsi, e questo è qualcosa che nessuno ai suoi tempi faceva, quindi lui aveva questa attenzione ossessiva verso quello che sarebbe, dove sarebbe andato a suonare, quanto avrebbe guadagnato, non poco, si sa, e così via. Sappiamo che l'unico assistente che aveva fisso era l'avvocato Germi e a parte questo aveva i suoi assistenti personali, pochi sono stati nominati primi, ma il management se lo curava da solo. Altri particolari della sua vita da rockstar era chiaramente la grande ricchezza che aveva accumulato, ma anche gli sprechi di denaro, gli investimenti sbagliati, gli amori, gli scandali, e furono tutti elementi che da Elvis Presley in poi entrarono a far parte della vita sfrenata, reale o immaginaria, dei musicisti di successo. Lui da questo punto di vista fu veramente un precursore, o volendo un antesignano. A proposito dell'attenzione fanatica, ecco, questo qui è a proposito dell'attenzione fanatica con cui erano seguiti i suoi concerti. Sappiamo che la gente il signore avevano crisi isteriche quando lo ascoltavano. Il primo virtuoso, non il primo probabilmente, ma uno dei primi, fu il mio concittadino Alessandro Rolla, che viene spesso ricordato come il maestro di Paganini. In realtà lo fu per un periodo piuttosto breve, però l'iconografia di Alessandro Rolla, guardatelo lì com'è bello seduto, pacioso, il violino là nascosto dalle carte. Certo, non ha nulla dell'immagine folgorante che aveva Niccolò Paganini. Questo è il ritratto famoso di Vincenzo Raggio.
Il genovese invece fu il primo musicista a coltivare ossessivamente l'immagine, lasciando spazio anche all'innocua immaginazione popolare riguardo suggestivi elementi soprannaturali che erano graditi dal pubblico del suo tempo, quanto anche ai nostri contemporanei, cioè quelli demonio, vampiro e così via. Però interveniva con energiche smentite quando le accuse che gli rivolgevano erano più gravi e anche meno soprannaturali, più realistiche. Sappiamo che quando era a Londra ci fu una campagna stampa contro di lui, contro cui lui intervenne seriamente, dice no, io non sono stato in prigione, non ho ammazzato nessuno, eccetera, eccetera. Di Paganini si può dire che la leggenda comunque abbia preso il sopravvento sulla musica. Quando si parla oggi col pubblico, quello che io chiamo generalista, ripeto, si ricordano Paganini come il demone e così via, e il violinista del diavolo, ma magari la musica di Paganini non la conoscono. A livello popolare la sua composizione più celebre è ovviamente il rondò del secondo concerto, cioè la campanella, a cui però, questo io non ho fatto questa è un'inchiesta personale che ho fatto, quando uno sente il rondò della campanella dice ah ma questo è il trillo del diavolo. No, non è il trillo del diavolo, ma va bene, non ci sono né trilli né diavoli, però che cosa contribuì a far nascere questo errore? Io l'ho trovato, è un retaggio di una celebre pubblicità degli anni '80, nella quale uno sghignazzante diavolo dello sporco, che ricorda una figura vagamente mefistofelica, veniva sconfitto da una pulitrice a vapore, mentre sullo sfondo si sentiva la campanella. Qui chiaramente associo questo personaggio di simpatico diavolo che viveva fra le fughe delle piastrelle del pavimento a una serissima edizione, al contespicio di una serissima edizione filologica dello stesso concerto, cioè che sarebbe questo libro qua, curato da Maria Teresa. Allora, dunque si parli quindi o si scriva o si filmi in un contesto popolare, qualsiasi contenuto inerente ai Paganini, non viene mai trascurato quindi il presunto elemento diabolico, cioè che avesse fatto il patto con il diavolo per saper suonare così bene, l'ispirazione demoniaca, il culto satanico, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista io ho fatto un po', chiaramente una ricerca, e ho visto che lui comunque tutto questo che si diceva di lui non aveva nulla di strano, perché altri personaggi come Lord Byron, ad esempio, erano comunque ammantati da quest'aria vagamente demoniaca. Era lo Zeitgeist, cioè lo spirito dell'epoca che nacque da un famoso romanzo di Walpole, Il castello di Otranto, datato 1764, e comunque l'ondata del gotico, della moda gotica, della letteratura e così via, che riguarda lo stile gotico, è arrivata fino a noi. Allora, in un'ottica più strettamente musicale, insieme ad altri autori, comunque il bravo Paganini rappresenta una via italiana alla musica strumentale, che era un argomento anche dibattuto molto all'epoca da autori come Maier, Carpani o anche insospettabili come Giacomo Leopardi e Giuseppe Mazzini, rimando ai miei studi in materia. Eh, Anche se poi questi autori non citano di solito Paganini, come se fosse qualcos'altro. Infatti diciamo che il maestro genovese propose una ricetta diversa, cioè non era la risposta a Beethoven, per intenderci, perché loro parlano di Haydn, di Beethoven. La musica di Paganini non è la risposta a Beethoven, ma lui propose attraverso il suo strumento quello che il pubblico europeo si aspettava, cioè il canto o il bel canto italiano, non con le voci, ma attraverso il suo strumento, e coniugava chiaramente melodie e virtuosismi. E in aggiunto a questo aggiunse appunto la sua immagine gotica e malvagia, facendo pensare o alludendo attraverso iconografie e voci varie, a un'origine soprannaturale delle sue capacità.
Allora, l'aspetto vagamente satanico del violinista era una caratteristica che era nota e ai suoi tempi colpiva l'immaginario del pubblico. I suoi caratteri morfologici sono riconducibili attraverso studi molto seri che sono stati compiuti di recente, li trovate anche su internet, sul sito della Società Italiana di Medicina Legale. C'è proprio una pagina dedicata alla morfologia e alle patologie di Paganini, nonché addirittura il sistema con cui fu mummificata la sua salma, un articolo informatissimo. Soffriva dunque, sappiamo, di sifilide e forse tubercolosi, la sindrome di Ehlers-Danlos oppure la sindrome di Marfan, sono tutte sindrome che riguardano il collagene, quindi l'allungamento delle dita deriva da queste sindrome. La necrosi mascellare e altri effetti collaterali invece furono dovute alle cure al mercurio a cui si sottoponeva, e spesso si sottoponeva anche inutilmente perché gli erano state prescritte. A parte sappiamo che erano cure inefficaci, ma erano prescritte senza motivo perché non aveva neanche le malattie che si pensava che avesse. Comunque, a causa di di queste sue degenerazioni fisiche, anche dovuta all'assunzione di farmaci non necessari, portarono a un aumento della magrezza e il suo decadimento fisico che iniziò dagli anni 20 in poi, e lui poi sottolineava con un abbigliamento costantemente nero. Quindi se poi andiamo ad ammirare davanti al Teatro Carlo Felice l'icona rappresentata la statua di Livio Scarpella, che è stata inaugurata nel 21, vediamo che lo scultore non ha mancato di evidenziare i tratti demoniaci del virtuoso, quindi a cominciare dalla lunghezza delle dita. Quindi abbiamo detto che fra le voci che circolavano c'erano quella che avesse fatto un patto col diavolo, che fosse l'adepto di qualche culto strano, che fosse un assassino seriale o addirittura che fosse un vampiro, che era un cotè orrorifico perché però all'epoca era recepito come estremamente romantico. Quindi magari qualche anno, un decennio prima avrebbe fatto paura, ecco. Invece quando lui cominciò a avere successo anche grazie a queste strane voci, era il periodo in cui c'era bisogno dell'uomo eccezionale, si stava uscendo dall'era napoleonica che fu veramente dai tempi dell'antichità, il primo grande eroe, uomo di una personalità titanica, che fosse giudicato un mostro o giudicato un eroe, era diventato il simbolo dei tempi nuovi. Quindi all'inizio dell'Ottocento c'era bisogno di uomini speciali, e lui da un certo punto di vista lo era. Quindi dal Sogno di Tartini, che è datato al 1740, ma poi divenne un'icona poi ripetuta e così via. Questo vediamo il famoso ritratto di Boilly del 1824. Il violino era diventato lo strumento del diavolo e i violinisti erano diventati i ministri del culto. Il diavolo, Mefistofele, era rientrato nell'immaginario collettivo dopo essere stato spazzato via dal razionalismo illuminista. Era rientrato con la pubblicazione del Faust di Goethe, in cui nella prima parte troviamo il suggestivo prologo in cielo, e questa è una bellissima figurina a Liebig dove c'è Mefistofele che parla con Dio. Questa roba qua non la trovate nel Mefistofele di Boito. Sono andato anche a vedere la prima versione del Mefistofele di Boito, non c'è neanche nella prima. Cioè, nel Mefistofele il diavolo parla con le schiere celesti, non è rappresentato Dio perché sarebbe stato troppo perfino per Boito mettere in scena Dio che dice queste cose. Di tutti gli spiriti che negano, questo è Goethe, il beffardo è quello che mi è meno antipatico. L'attività dell'uomo molto facilmente si affloscia e spesso l'uomo indulge nel riposo più assoluto.
per dargli una svegliata gli do un compagno che lo stimola, cioè il diavolo. Quindi il diavolo non è più da Goethe, dal Faust di Goethe in poi, l'arcinemico, colui che vuole la distruzione dell'umanità, ma anche qualcuno che lo stimola alla vita, alla ricerca della bellezza e del piacere. Quindi al dramma di Goethe si unirono nel corso degli anni altre pubblicazioni, tra cui ai fini della nostra ricerca vale la pena di ricordare questi due testi, cioè il Frankenstein di Shelley e il Vampiro di Polidori, all'epoca erroneamente attribuito a Byron, che furono scritti durante quella famosa notte del 16 giugno del 1816 a Villa Diodati sul lago di Ginevra. Il personaggio del vampiro, di cui appunto Paganini diventò una sorta di impersonificazione vivente, divenne molto famoso, tanto che sicuramente conoscerete quest'opera di Marschner, cioè Der Vampir, che andò in scena a Lipsia nel 28 ed è stata ripresa poi nel 2008 a Bologna. Di fianco c'è l'edizione discografica, la seconda edizione, la seconda edizione di questa versione di Capriccio, in cui si vede Jonas Kaufmann come protagonista. In realtà non era il protagonista, ma essendo nel frattempo diventato famoso Kaufmann, si pensò bene di ripubblicare tutto facendo credere che il vampiro sia lui, ma non è lui. Okay. È una bella opera, non so se la conoscete, per certi punti molto weberiane, in certi punti davvero spassosissime. Quindi allora in quest'epoca di vampiri, di diavoli e così via, Paganini ci sguazzò, si trovò coinvolto volente o nolente nel clima gotico dell'epoca ed è quello che è arrivato ancora, più ancora della sua musica, ci è arrivato tutto questo retaggio di un'epoca di mostri e vampiri. Quindi nel giro di pochi decenni il violino passò dalle braccia degli angioletti musicanti della pittura rinascimentale barocca a quella dei demoni e altre creature infernali. Conosciamo ad esempio l'ironica danza macabra di Saint-Saëns, con il famoso violino con un'accordatura strana in cui la morte suona questa divertente melodia e fa ballare gli scheletri e i morti. Ma mi piace attirare la vostra attenzione su questo, che siamo sempre intorno agli anni 70, questo autoritratto con la morte di Arnold Böcklin, in cui il pittore svizzero si rappresenta con alle spalle la morte che suona il violino, e noterete sicuramente il particolare del violino che ha solo la quarta corda. Si dice, il significato di questa corda unica non è chiara, si dice che perché rappresenta il filo delle parche o, volendo essere nordici, delle norne, ma a me piace invece ravvedere in questo violino con una corda solo un riferimento a Paganini. Fin dai primordi della multimedialità, Paganini divenne subito un grande protagonista. Qui c'è il famoso falso daguerrotipo realizzato alla fine dell'Ottocento da un liutaio italiano che lavorava a Monaco, cioè Giuseppe Fiorini. Il falso era nato come una sorta di omaggio, probabilmente non voleva essere un falso. Poi invece vendette parecchio perché lo venne preso per vero, tanto che lo comprò l'editore Breitkopf e Hartel, e poi fu anche pubblicato dal Musical Courier. E il bravo Fiorini se ne fece un po' di soldi. In realtà pare che Paganini fosse stato contattato prima di morire per fare una sessione fotografica, ma stava così male che non ce la faceva. Chiaramente i daguerrotipi commerciali cominciarono a circolare nel 1839-1840, ma i fotoritratti richiedevano pose molto lunghe, quindi immaginiamoci se una posa di 1 minuto uno avrebbe potuto stare in piedi tenendo un archetto sollevato, quindi chiaramente un falso marchiano, sbagliata anche la decorazione, che avrebbe dovuto essere un toson d'oro
di Parma invece era un'altra decorazione. Comunque, a parte questo, un attore anche che, vabbè, la somiglianza qualcosa c'è, ma era chiaramente un falso grossolano. Eppure la cosa che noi interessa è il fatto che ci fosse stato un mercato di questa foto, perché a fine dell'Ottocento si chiedeva: ma non c'è una foto di Paganini? Allora, eccola qua. Quindi un falso che arrivò al momento giusto. Tra le opere dedicate, altre opere successive dedicate a Paganini, al di là di questa divertente fotografia, ci sono 3 film di cui vi dico brevemente. Il primo film dedicato a Paganini è questo The Magic Bow, in italiano Un grande amore di Paganini, che è un film inglese del 1946 di Bernard Knowles, presentato fra l'altro anche al Festival di Cannes. È tratto da un romanzo americano degli anni 40 ed è una vicenda romantica ambientata ai tempi delle guerre e paci napoleoniche, dove Napoleone fa il cattivo che vuole impedire a Paganini e alla donna che lui amava di mettersi insieme, quindi un falso storico clamoroso. Comunque il protagonista era il fascinoso e tutto sommato credibile come violinista Stuart Granger, e il violino, cosa che questo ci interessa, era doppiato da Eddie Menuhin, che viene scritto anche nella locandina. Nonostante la bellezza dei costumi e le parti musicali ben suonata, l'opera non si eleva dalla mediocrità di una commediola anche veramente inverosimile, e la vicenda è pure erile e stupida. Secondo film importante, diciamo così, è questo Paganini di Klaus Kinski, noto anche come Kinski-Paganini, dove l'attore feticcio di Werner Herzog fece il suo ultimo film nel ruolo di Paganini, facendo anche la regia, scrivendo e sceneggiando il film. Ed era stato pensato dall'autore, che insisteva con vari registi, che voleva interpretare Paganini facendone una sorta di autoritratto, cioè un apologo dell'artista genio demone che può tutto. E l'identificazione di Kinski col musicista genovese è assoluta, a partire dalla mostruosità dell'aspetto, la difficoltà di parola dovuta al fatto che Kinski volle doppiarsi, il film era prodotto da Rete Italia, volle doppiarsi in italiano da solo, con risultati che penso neanche Paganini, quando era completamente afono, poteva raggiungere quel livello. Aveva appetiti erotici insaziabili, secondo il film, e nel film viene presentata una serie di bellezze notevoli degli anni '80. Il ruolo di Achille Paganini è ricoperto da Nikolai Kinski, che era il figlio dell'attore. Ciò che il significato del film è una sorta di giustificazione della rottura dei tabù antropologici e sociali, dell'incesto e della pedofilia, e come dice appunto il critico cinematografico Davinotti: rotto questo, qualsiasi cosa si può fare. E infatti poi peraltro i Paganini non erano note alcune sue problematiche, poi furono rivelate dalle figlie molti anni dopo la morte. Comunque, per quel che ci interessa, il film è giudicato uno dei film più brutti della storia del cinema. Io l'ho rivisto di recente, ma devo dire che però ho apprezzato un po' la spinta espressionista di questo film. E Paganini, cioè scusate, Kinski rifiutò, che si vede, qualsiasi training nell'uso del violino, tanto che lo suona mancino, cioè lo imbraccia mancino, tranne nelle parti in cui si vede solo il violino che viene suonato con grande maestria, e lì perché aveva un cascatore, uno stuntman d'eccezione, che era Salvatore Accardo, che infatti dirige e cura tutta la colonna sonora, e in certi punti suona anche le parti, e lì si vede che improvvisamente il violino viene suonato dalla parte giusta. E come fu veramente un grandissimo flop. E in questo film, per quanto io ho leggermente rivisto il giudizio, che lo giudicavo orrendo, ho detto no, però tutto sommato c'è il discutibile genio di un pazzo di Klaus Kinski. Però non c'è nulla del perfezionismo che aveva Paganini, ecco, un film altamente imperfetto. Ultimo biopic,
è questo qua, Il violista del diavolo di Bernard Rosa, che io andai a vedere con gioia perché io avevo molto apprezzato dello stesso regista Amata Immortale e con Gary Oldman nel ruolo di Beethoven. E questo film invece è veramente brutto, perché è scritto veramente male e con trame, sottotrame poco sensate, e poi c'è David Garrett, cioè David Christian Bongartz, perché in realtà è tedesco, anche se lui si spaccia per essere americano come la madre, infatti Garrett è il nome della madre americana. C'è una cara amica che dice: io non ho ancora capito cosa sia David Garrett. Ecco, in effetti sicuramente non è un violinista classico, è un violinista molto pop, ha fatto anche delle bellissime revisioni di brani pop, e non è soprattutto un attore, perché veramente in questo film fa veramente la figura del bietolone. In ogni caso, la cosa positiva è che suona lui. Infatti una recensione che ho letto dice: non guardate il film, comprate la colonna sonora, perché lo suona bene. È un film poi soprattutto soporifero, e questo non è paganiniano, perché Paganini non fa dormire mai. Ecco, invece questo film fa veramente dormire. Altro film che vale la pena di ricordare, anche se è un film da dimenticare, è il Paganini Horror di Luigi Cozzi, un film dell'89 che fu prodotto pensando: adesso arriva il film di Kinski, farà un successo pazzesco e noi li buttiamo lì. E questo horror qua è un horror veramente ignobile. Fu prodotto con 4 soldi, diciamo che 3,5 dei soldi furono utilizzati per pagare 2 star, cioè Daria Nicolodi, moglie di Dario Argento, e Donald Pleasance, che all'epoca, dopo Halloween, faceva le parti minori nei film, nei film italiani. Era sempre qui a fare la comparsata per alzare il livello dei film low cost dell'orrore. Il risultato appunto è miserabile, l'interesse l'interesse del pubblico fu nullo. Paganini compare come autore di una melodia che serve a evocare il diavolo per ottenere in cambio il successo della musica. Allora ci sono delle giovani musiciste che vogliono, comprano questa musica, lo eseguono, ma a quel punto arriva lo spettro di Paganini nella sua casa, che non è quella parmese ma stranamente veneta, vabbè, e che è una sorta di entità mostruosa che punisce giustamente i musicisti velleitari. Ecco, di spiriti così ce ne vorrebbero di più, e li ammazza. È un film che consiglio caldamente a tutti gli amanti del trash degli anni 80. Dunque, a parte il film romantico del 46, tutte le riproposizioni cinematografiche di Paganini non si sottraggono al lato demoniaco del personaggio. E allora, a questo punto, visto che abbiamo visto i film, vediamo anche i fumetti, fra cui quello noto, che sicuramente conoscerete, di Jovino Olivieri Carosini Mastroianni, il fumetto biografico Paganini. E di fianco c'è la graphic novel di Paolo D'Antonio, che vinse un premio a Lucca Comics, credo, Lucca Project Comics. In questo fumetto un anziano Paganini non muore a Nizza, ma vive in un castello, ossessionato dai suoi ricordi, ovviamente dai suoi demoni. Poi c'è questa qua, che è un graphic novel italiano che si chiama I Guardiani Italiani, che racconta le storie di un progetto coordinato da Fabrizio De Fabrizis, che parla di questi supereroi. C'è un supereroe per ogni città italiana che difendono la nostra martoriata nazione da nemici naturali e soprannaturali. Questa si chiama Nicoletta Paganini ed è una giovane violinista discendente del nostro, che a un certo punto la sua arma è un violino, credo un violino elettrico, direi. Le viene chiesto: come vuoi chiamare il tuo violino? E lei lo chiama il Cannone 2, La Vendetta. Vabbè. Comunque credo sia bello, cioè graficamente mi attira.
Oltre ai fumetti esiste un numero indefinito di romanzi misteriosi che parlano di Paganini, oppure dell'eredità di Paganini, o di demoniache strumenti di che appartennero a Paganini, così via. E qui appunto cito Lazzari, l'ultimo segreto di Paganini, Niccolò Paganini, Il demonio in fracca di Maria Primerano, Michele Pastoressa, La risata del diavolo e così via. E sono tutti volumi che sono pubblicati da editori minori, quindi non Mondadori, Einaudi, Feltrinelli. Però hanno una discreta, mi è parso di cogliere, distribuzione via internet. Qui torniamo ancora una volta al successo di Paganini nell'era digitale, che sono libri per signorine, diciamo, o comunque per amanti di un genere, fa il mystery, il romantico, eccetera, eccetera, e comunque hanno una discreta vendita attraverso i canali online. Allora io mi sono posto poi una domanda, ho detto, ma chi potrebbe fare concorrenza a Paganini? Ben pochi, sappiamo ci sono film su un famoso Amadeus, moltissimi film su Beethoven e così via, ma nessuno di questi è legato a una leggenda nera, tranne uno, che è chiaramente Gesualdo da Venosa. Però ho trovato che esiste un film un po' biopic, un po' si chiama Gesualdo Morte per 5 voci di Werner Herzog, che non fece il film su Paganini con Klaus Kinski, ma fece questo film con Milva su Gesualdo da Venosa del 95. Lo devo trovare assolutamente. Quindi però Gesualdo da Venosa non è ancora mainstream come Paganini, ma aspettate che esca un film un mainstream e lo diventerà sicuramente. Allora, ultima parte che qui mi sono scritti, perché abbiamo ancora bisogno di Paganini? Allora, all'inizio degli anni 80 esplose la moda della musica a livello di musica pop, quella della musica elettronica, che in realtà era già praticata nell'ambito della musica culta da almeno 30 anni e poi negli anni 70 ebbe il suo massimo sviluppo. Io ho trovato questo bellissimo articolo di Stampa Sera del 1984, in cui, secondo l'autore, un po' scandalistico, diciamo, la musica elettronica avrebbe soppiantato le capacità tecniche del musicista, quindi dice, con le nuove tecnologie tutti diventano Paganini. Dice, anche perché nell'84 cominciarono a essere venduti i primi sintetizzatori a basso costo, diciamo così. Quindi dice, adesso tutti possono portarsi a casa un sintetizzatore, programmarlo e quindi diventare dei virtuosi dello strumento. L'inizio degli anni 80, per chi segue un po' la musica elettronica, anche nel periodo in cui vennero prodotti strumenti come il Fairlight 2, grandi campionatori, cominciò la tecnologia PCM basata sui campioni musicali e così via. Quindi stava, in effetti, non sbagliava l'articolista a dire con nuovi non c'è più la sintesi analogica del suono, ma con il digitale possiamo prendere un suono vero, originale e modificarlo come vogliamo. Quindi non stupidissimo chi ha scritto, però l'articolo era piuttosto allarmistico, in quanto la macchina all'epoca, ma credo neanche tuttora, può sostituire l'uomo, perché insomma, così come il violino di Paganini, il pianoforte di Liszt o il contrabbasso di Bottesini, anche l'elettronica aveva e ha ancora bisogno dei suoi virtuosi, di compositori che siano dotati di capacità umane nella scrittura. Qui infatti ne ricordo qualcuno, il maestro Federico Monti Arduini, che era diplomato al Conservatorio di Milano, era direttore della Dischi Ricordi all'epoca, poi si inventò il solitario guardiano del faro, che con il suo Moog aveva incantato il pubblico dei romanticoni con Amore grande, amore libero, magari ve lo ricordate. Un altro Paganini dell'elettronica, in realtà Paganini no, forse magari un Bach, un Beethoven, diciamo così. James Dashov,
che era venuto dagli Stati Uniti a studiare con Goffredo Petrassi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e fu pioniere dell'informatica applicata alla musica, docente a Princeton, al Massachusetts Institute of Technology, all'Università di Padova, e proprio a Padova fondò il famoso centro di sonologia computazionale, che sicuramente conoscete. Mario Gamba, il critico musicale, lo definì un radicale affascinante, era radicalmente legato all'elettronica, ma un'elettronica dal volto umano, diciamo così. Poi ricordiamo chiaramente Bruno Maderna e Luigi Nono, che nel 1984, lavorando con Massimo Cacciari, il filosofo, l'architetto Renzo Piano, Claudio Abbado e ovviamente il Centro di Sonologia di Padova, creò il capolavoro del genere, cioè il Prometeo, tragedia dell'ascolto, che forse avete sentito in questi giorni è in giro. Ho cercato di andarla a vedere a Venezia, a Padova, ma i posti sono esauriti, quindi vuol dire che quest'opera tira ancora. È veramente un'opera di rottura anche per l'uso che si fece dell'elettronica nella modifica degli strumenti suonati dal vivo. E appunto, quindi dopo 40 anni comunque dall'epoca del Prometeo la musica si è evoluta, ma finora si è riuscita a emozionare. La musica elettronica, lo dico da persona che l'ascolta, persona che la pratica, riesce a essere emozionante solo dove è presente in contemporanea lo human touch di voci e strumenti. Allora da questo punto di vista Paganini ha vinto anche sul mondo del digitale. Ancora poco. La musica Paganini era comunque già sopravvissuta a un'altra grande rivoluzione, e non solo musicale ma anche filosofica e artistica tout court, cioè quella del wagnerismo. 25 anni dopo la sua morte il mondo ascoltò per la prima volta i versi immortali nell'ondeggiante oceano, nell'armonia sonora in tedesco, nell'armonia sonora del respiro del mondo, dell'alitante tutto, naufragare, affondare inconsapevolmente, suprema letizia. Unbewusst, Hostelust. Naturalmente il finale del Tristano e Isotta, che è l'opera che segna lo spartiacque non solo nella storia della musica, ma anche nella percezione stessa della condizione spirituale dell'uomo. Si colloca fra la filosofia di Schopenhauer e quella di Nietzsche. È un'opera in cui il nome di Dio non viene mai pronunciato, ma è un'opera in cui è fortemente presente una spiritualità e una divinità che viene attribuita all'uomo, ed è questa tendenza alla dissoluzione suprema letizia dell'uomo. Per molti sostituì la Cappella Sistina, o volendo la Passione secondo Matteo, come capolavoro assoluto dello spirito umano. Quindi fu questo il passaggio dal romanticismo al decadentismo, e tutto questo quello che poi comportò a livello storico e artistico, e perché in quest'opera molte persone, moltissimo, tutto il pubblico, tutta l'Europa e non solo l'Europa, ci trovò quello che cercava, anche se poi non saprei dirvi che cosa ci trovarono, che ciascuno ci trovò qualcosa del suo, ma fu qualcosa. Lo spirito di Wagner invase il mondo musicale, aprendo la via alla musica nuova, alle avanguardie, per cominciare da Mahler e Bruckner. Ho letto una critica molti anni fa, che diceva che Mahler, sulla scia di Wagner, riesce a essere intimo con 1000 strumenti e a Paganini a essere plateale con uno solo. Non sono completamente d'accordo. Comunque Paganini è sopravvissuto alla rivoluzione wagneriana, alla rivoluzione della musica digitale, ed è ancora qui con noi, perché ci dà qualcosa che è quella cosa di cui noi abbiamo bisogno. Cioè nella sua musica, nella sua storia personale convivono degli elementi di profonda e intima umanità, perché riesce a conciliare la tecnica estrema con, uso un'espressione settecentesca, l'espressione. Ed è per questo che Paganini non è mai noioso. Parlo soprattutto del Paganini autentico, no? Liberato dalle diaboliche invenzioni di alcuni esecutori dei decenni passati.
La lotta ai Paganini fu una costante scontro fra il proprio corpo che era debole e malato e il desiderio di conservare e migliorare sempre la propria tecnica. Una lotta che fu condotta in modo assurdo, come direbbe Albert Camus, anche perché aveva una consapevolezza della sua fine imminente. Non c'è in Paganini nessun desiderio di morte, di dissoluzione, poi del Tristano e Isotta, quanto piuttosto il costante desiderio, lo sforzo di vivere e di migliorare. Lo sforzo che è il senso dell'esistenza di uomo e di artista, perché è proprio questo sforzo che rende la vita degna di essere vissuta. Quindi il pubblico oggi ha ancora bisogno di personaggi sovrumani, demoniaci come il Paganini dei film, delle pubblicità e così via. Chi invece si avvicina in modo più umano, umanistico, diciamo serio, ecco, a Paganini non può che riscontrare quella assurda spinta alla vita che Camus riconosce nel mito di Sisifo, perché Paganini fu in un certo senso un Sisifo moderno. E quindi abbiamo bisogno di lui, di Paganini come uomo, come artista, Sisifo e Orfeo moderno come appunto, dice Camus, anche la lotta verso la cima, basta riempire il cuore di un uomo, bisogna immaginare Sisifo felice. Grazie. Grazie per questa suggestiva carrellata nella multimedialità Paganini e nella filosofia, e che ci lascia la consapevolezza che Paganini attende ancora un film come si deve. C'è spazio, speriamo che prima o poi... Soprattutto c'è bisogno di un lavoro serio su Paganini, un lavoro perché serio. non deve essere lasciato né al mito né agli esecutori che per molto tempo si presero delle libertà, togliendo tanto del valore della musica di Paganini, perché ci sono certe esecuzioni discografiche piene di virtuosismi inutili che rendono pesante. Speriamo che prima o poi trovi un grande regista. Infatti qui appunto abbiamo la Maria Teresa della Borra, combatterà contro tutti gli abusi interpretativi. Dunque, credo che allora, la giornata si conclude, però forse abbiamo tempo. Che ora è? No? No, allora chiudiamo qui, dice il direttore. Allora magari, visto che sei ancora con noi, puoi fare un bilancio. Sì, siamo arrivati in fondo. Ringrazio tutti i relatori per il loro contributo. Leggere gli atti sarà estremamente interessante perché sarà un modo per riflettere ancora su quello che è stato detto. Al più presto cercheremo di raccogliere gli iscritti da parte di ognuno di voi per poter procedere poi alla pubblicazione. Ringrazio ancora l'Accademia, il tecnico che ci ha pazientemente assistito per tutta la giornata e ringrazio il pubblico che ci ha seguito. L'appuntamento spero per il prossimo anno. Grazie.